Venezia. Vabbè, io però. Tanto se pareggiano c'è subito rigori, no? Simone. Simone, dicevo, se pareggiano c'è subito rigori, no? Se pareggiano c'è subito. Non so nulla. Io sapevo. So che di pareggio ci possono essere, no. no? Noi dobbiamo fare esempio, fare una pagliata di squadra. No, ma credo che se mi pare. Sì, no, mi pare me lo avesse detto Michele l'altro giorno, lunedì. Su YouTube? Sì, anche lui quello. Ah, l'arbitro la rima, ovviamente. Non c'hanno neanche il nome sulle magliette. Prova.
c'è un rumore. Forte. Anch'io. Ora? Niente. No. Però non c'ho il ritorno, ragazzi, comunque iniziamo. Neanch'io. Facciamo. Informazioni leggo io. Anche queste. Bene signori, la più cordiale buonasera da parte di Fabrizio Ercolini, un ben ritrovati accanto a me. Giulio Arnolieri, buonasera anche da parte mia in questa prima telecronaca un po' sperimentale, perché come tutte le premiere c'è sempre qualche problemino che speriamo di risolvere, soprattutto per quanto riguarda il ritorno in cuffia. Comunque questo triangolare in programma sulla pista del Palaforte di Forte dei Marmi con 3 squadre, le prime 2 le vedete già in pista, sulla destra il Grosseto con maglia fucsia e sulla sinistra del vostro teleschermo il Follonica con completa tenuta blu, azzurra. Le formazioni delle squadre, ricordo che è un torneo che si gioca sulla distanza di 3 partite, un tempo unico di 30 minuti effettivi e in caso di parità al termine del tempo regolamentare ci saranno subito i tiri di rigore. Comunque per quanto riguarda le formazioni in pista, il Follonica allenato da Sergio Silva schiera con il numero 29 Barozzi, numero 2 Maldini, numero 3 Montigel, numero 4 Buralli, numero 5 Davide Banini, numero 6 Francesco Banini, numero 7 Federico Pagnini, numero 8 Cabiddu, numero 9 Bonarelli, numero 11 Maggi. Per quanto riguarda il Grosseto allenato da Michele Achilli con il numero 54 Català, numero 20 Perfetti, numero 2 Tiel, numero 3 Cardella Matteo, numero 9 Franchi, numero 10 Stefano Paghi, numero 5 Saavedra, numero 10 Sassetti. Arbitri signori Carmazzi e Lucifero di Viareggio. Intanto si è iniziato a giocare con il Follonica che muove dalle prime sfere, è il Capitan Pagnini in possesso di pallina. Il tocco per Davide Banini, la sfera per Montigel che cerca un varco, si libera la sfera sul Banini, la sfera al centro è recuperata però dal numero 4 che adesso scusate ma dobbiamo ancora prendere i numeri del Grosseto. La pallina per Saavedra, questi a Paghi che prova il tiro a distanza, una direzione sfera che si impenna, finisce sul retro della porta, l'arbitro assegna l'ingaggio all'angolo, dunque si ripartirà con il Grosseto è Cardella che qui era stato scritto con il numero 3, quindi Cardella è il numero 4. Dunque Cardella a disturbare Banini, ma sulla sfera è Montigel e la sfera è però recuperata dal Follonica con il bomber Banini, si allarga, si ferma, aspetta il piazzamento, poi la pallina è ancora per il Follonica che manovra, Cardella va a disturbare Banini dietro porta, Banini che stringe l'appoggio ma fa buona guardia il numero 9 Franchi che recupera la sfera, la serve a Paghi, da questi a Saavedra e poi ancora per Franchi, Paghi ancora nel cerchio di centropista, allarga per Cardella che deve trovare un varco, poi manovra sfera a ritroso, ricordo 2 tempi da 15 minuti, ancora la pallina per il Grosseto
che manovra per linee esterne, la formazione maremmana, poi ci prova con il tiro dalla media distanza, niente da fare, la sfera recuperata dal numero 6 Francesco Vanini, la cambia per Davide Vanini, da questi a Federico Bagnini, ancora il più giovane di Banini, si allarga, scambia col fratello che fa il giocatore più arretrato, ancora il 2 alla manovra, poi il tentativo della media distanza, attenzione per Montigel che recupera, non ha difficoltà Català a fermare, la sfera poi riconquistata da Paghi che però è solo in una selva di maglie azzurre, e per quello che possiamo dire, Giulio, in questi primi minuti niente, si vede che le squadre sono all'inizio stagione insomma sempre molto imballate. Sì, cioè, anche perché poi essendo la settimana prima dell'inizio del campionato sicuramente i carichi sono stati proprio in questa settimana superiori, poi ci sarà un po' di rallentamento proprio nella settimana che porterà all'esordio di sabato prossimo. Tanto Saavedra va a manovrare sfera, arriva fin dietro porta, si ferma per il tentativo di Franchi di prima attenzione, la parata senza difficoltà di Barozzi, ma il Grosseto può così manovrare ancora per i prossimi 40 secondi. Franchi ancora cerca la percussione, arriva tu per tu con Barozzi che poi gli chiude lo specchio della porta. Montigel recupera la sfera, si ferma, aspetta il piazzamento, la pallina è per Banini, ancora sfera per Montigel, formazioni molto rimaneggiate da quello che si vede perché mancano giocatori importanti. Federico Pagnini che si ferma quel tanto che basta per guadagnare una punizione. È il secondo fallo, se non vado errato, a carico del Grosseto, anche il tabellone ne segna uno. Vediamo intanto che Barozzi va a pulire la maschera, perciò insomma c'è qualche secondo di stop in attesa della ripartenza, ancora nessun cambio in pista. Cardella, Saavedra, Franchi e il Paghi, dall'altra parte Davide, Francesco Banini, Fede Pagnini il capitano e Nando Montigel, in porta Català e Barozzi che insomma sono due sicurezze, portieri che hanno vinto e vinto molto. Battuta in questo momento, Montigel la difende, la mette al centro per Banini che però non arriva al tocco, Banini la difende, la serve a Montigel, dietro porta Montigel, aspetta il piazzamento, poi c'è il confiltrante che non riesce sul rimbalzo, però è Fede Pagnini il più veloce, adesso il tentativo da fuori un po' forzato ma scadevano i secondi e dunque il Grosseto che può tornare in avanti, sfera al centro per Saavedra, lunga di un soffio, Saavedra poi non trova il controllo, Fede Pagnini riparte per i suoi, Montigel poi cerca il palo più vicino ma il portiere Català la spara direttamente fuori dal rettangolo di gioco, dunque niente di fatto e si riprende a giocare con il Forte dei Marmi scusate, con il Follonica che può soffrire di questa punizione. Tra l'altro queste due squadre si sono affrontate in un altro triangolare una settimana fa, Grosseto, triangolare vinto dal Follonica che ha battuto il Grosseto per 4-2 con lo stesso punteggio anche il Centro Giovani, mentre Grosseto Centro Giovani era finito 3-2 a favore della squadra di casa, e quindi una replica diciamo di quella sfida che ha segnato il primo trofeo stagionale per la formazione di Sergio Silva sulla pista di Grosseto. Intanto ci ha provato con una percussione il Grosseto, ma la sfera è recuperata ancora dal Follonica che poi l'appoggio di Vanini non si avvede di Monticello a terra, dunque spreca una sfera importante. Adesso Paghi che può indirizzarla su Cardella ancora indietro per Paghi, l'appoggio è per Saavedra ma attaccato molto bene da Pagnini, da questi a Banini per il fratello Francesco che a tu per tu con Català va a siglare la rete
la rete dell'1-0, rivediamo da dietro porta, infatti un tocco sotto misura, battuta in questo momento, dunque 1-0 è Banini che porta avanti il Follonica. Ancora la sfera per il Grosseto, che adesso Cardella si trova a tu per tu con Barozzi, che però allunga la stecca e lo beffa. Siamo già dall'altra parte, Fede Pagnini per Monticella, all'indietro ancora Francesco Panini, autore della rete che ha sbloccato il risultato. Davide Panini ci prova una lunga distanza, il tentativo di azione però è controllato da Paghi. Cardella, lungo pista per Paghi, la sfera per Franchi che supera in un primo momento Panini, poi finisce a terra, riesce comunque a servire Cardella all'angolo. Cardella è la morsa dei difensori biancazzurri, è costretta a ritirare, poi la sfera è intercettata da Monticella che tergiversa un attimo di troppo, si era liberato molto bene Panini dall'altra parte ma non è stato visto dal compagno. E comunque ancora il Follonica che manovra nello stretto, Monticella, Francesco Panini per Monticella, il tentativo al centro per Panini che non arriva all'appuntamento. Fede Pagnini, sfera all'indietro, Davide Banini, la percussione, sfera al centro, controllata molto bene da Cardella, la rilancia per Saavedra, si allarga Saavedra, poi fa partire il tiro ma dritto per dritto, non ha difficoltà Barozzi, e dunque il risultato ancora fermo di 1-0 in favore del Follonica grazie alla rete all'ottavo di quando mancavano 9 minuti di Banini. Sfera per Paghi, il tentativo di filtrante, riesce Franchi a entrare in possesso, posizione defilata, supera l'avversario, ma la conclusione è interessante questa volta, ma fuori dallo specchio della porta, e il Follonica può nuovamente tornare avanti. Intanto il primo cambio, esce Fede Pagnini, entra con il numero 4 Buralli, ragazzo cresciuto nella cantera, del resto a parte Monticella e Barozzi, quest'anno è un Follonica tutto follonichese. Si prova subito dopo l'incursione dietro porta, ma la sfera è recuperata, Saavedra in possesso di pallina, supera l'avversario, l'appoggio per Cardella che cerca la potenza, non trova la precisione, sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco. C'è il time out chiesto dal Grosseto, che sicuramente mister Achilli vorrà parlare con i propri ragazzi. Intanto un cambio, fuori Cardella, dovrebbe essere tiro se non vado errato, infatti è così, il giocatore con il numero 2 in forza nell'acquisto del Grosseto. Fra l'altro appunto parlavi Fabrizio degli assenti, ce ne sono abbastanza di pesanti, perché nel Follonica manca Marco Pagnini e nel Grosseto addirittura De Oro e Rodriguez, quindi due pedine fondamentali. E per quanto riguarda il Grosseto abbiamo detto dei nuovi acquisti, mentre il Follonica è rimasto lo stesso di un anno fa, a parte l'inserimento di Maldini che è rientrato dal centro giovani e di Buralli, capocannoniere della 2 con il Castiglione, giocatore che secondo me potrebbe ha le carte in regola per fare un ottimo campionato di A1. E dicevo, il Grosseto ha operato 3 acquisti, diciamo, a sostituire i 3 partenti. In porta al posto di Menichetti c'è Català, poi sono arrivati Thiel e insieme a Català dal Sandrigo, e il terzo arrivo il viareggino Matteo Cardella che arriva dal Montecchio, quindi 2 squadre, ripeto, che si affrontano con formazioni un po' rimaneggiate in questo momento, e del resto a una sola settimana dall'inizio del campionato, torno a ripeterlo, si preferisce non rischiare chiaramente se qualcuno non è in perfette condizioni. Intanto si riprende a giocare dopo il time out chiesto, ricordo, da mister Achilli. Vediamo la sfera sulla stecca di Franchi, vicino a lui c'è Thiel che bene si è comportato in quel di Sandrigo lo scorso anno. Il tedesco per Capitan Saavedra che aspetta il passamento per Franchi che ci prova sotto misura ma fa buona guardia Barozzi, si distende il Follonica, l'appoggio è per Banini da Francesca Davide
2 volte para Català, recupera Paghi, la serve a Saavedra. Saavedra, però c'è il fallo di tiro, posizione in favore del Follonica, battuta in questo momento. Banini in possesso di pallina, 6:50 alla fine. Davide Banini in area di rigore, l'arbitro dice che c'è un fallo, scusate, l'arbitro non avvisa il fallo che avrebbe voluto Banini. Franchi per Thiel, Max Thiel, Paghi, da questi a Saavedra ancora, la mette al centro, il tocco sotto misura di Franchi, ma ci arriva Barozzi e siamo già dall'altra parte con il numero 2 Maldini che ci prova, ex centro giovani calciatori di Viareggio lo scorso campionato. Ancora Follonica che manovra, Maldini per Banini, per Davide, da questi a Buralli, ancora Francesco Banini, da Buralli in fascia sinistra, il tiro risponde con una smacciata molto importante Català, la spara fuori dal rettangolo di gioco, la punizione in favore della squadra del Follonica. 5:46 alla fine del primo tempo, 1-0 il risultato, 2 falli a carico del Grosseto, a quota 1 il Follonica, e si riprende a giocare con la punizione al vertice basso alla sinistra di Català. Maldini per Buralli, dietro porta, Buralli cerca il filtrante al centro, non riesce a passare, ma la sfera è riconquistata comunque dal Follonica. Adesso è Tira che si intromette nell'azione bianca-azzurra. Thiel se ne va in fascia sinistra, poi l'appoggio è però controllato da Buralli in percussione, fa tutto bene, ma poi Català spezza la trama offensiva e siamo dall'altra parte con Thiel che sembrava volersi preparare il tiro di rovescio, poi in realtà perde l'attimo. Saavedra in possesso di sfera, ancora Thiel per Saavedra, per Franchi, un po' di confusione tra Franchi e Saavedra, poi Franchi la gira molto bene all'indietro per Saavedra, da questi a Paghi, tentativo di Paghi, sfera alta, l'arbitro dice che si può proseguire. Buralli, Francesco Banini, Maldini adesso per Davide Banini, ancora la sfera per Banini, Davide Banini, il numero 5, arriva fin dietro la porta, poi finisce a terra nel rigore, tocca la terra, c'è la punizione in favore del Grosseto, da regolamento sacrosanta. Paghi adesso cerca il filtrante, la sfera si impenna, l'arbitro dice che c'è il tocco con la stecca alta, intanto fuori Saavedra, dentro Cardella. Tutto pronto per la battuta, ancora il Grosseto che andrà a manovrare, Cardella sulla sfera, vicino a lui c'è Paghi, si posiziona intanto al centro dell'area di rigore Franchi per Thiel, intanto il nuovo ingresso con Cabiddu per il Follonica. E c'è il gol di Thiel, molto bello, servito molto bene per Thiel che può così pareggiare il conto 1-1, dunque lo rivediamo, l'alza e schiaccia in solitaria Giulio. Sì, libero, però è stato molto bravo lui comunque a centrare la porta con pallina messa in una posizione dove per Barozzi era pressoché impossibile arrivare. Se forse di errore vogliamo parlare, c'è stato questo abboccamento da parte di Cabiddu all'uomo, ma del resto se non avesse fatto così avrebbe trovato l'uomo libero dall'altra parte, perciò insomma era una situazione di quelle dove difficilmente si cicca il gol. Torniamo a manovrare adesso il Follonica, Cabiddu che ho visto spesso con la Serie A2, giocatore
già aggregata la 1 del Follonica l'anno scorso, perciò insomma un giocatore che ha già fatto le sue buone esperienze, avrà di che rifarsi. Intanto attenzione, Francesco Vanini, sfera all'indietro per Buralli, ancora Francesco Vanini, la sfera è per Maldini, per Vanini ancora, bisogna andare al tiro, non arriva in tempo Vanini, ci scadono i 45 secondi e dunque si riprende a giocare con il Grosseto in possesso di pallina. Tutto pronto, battuta in questo momento per il rientrante capitano Saavedra adesso, con lui Tiel, Franchi e Cardella, Francesco Vanini, Buralli, Caviddu e Maldini. Ci prova Cardella dalla distanza, tentativo di spizzata di Saavedra, sfera che si impenna, la punizione in favore del Follonica già battuta. Ancora il numero 6 Francesco Vanini dietro la porta, difesa da Català, cerca il varco, poi sfera all'indietro per Caviddu, in orizzontale dall'altra parte per Buralli, intanto al centro area cerca di farsi vedere Maldini, gioca il Follonica per linee esterne, ci prova adesso il tiro, Maldini che riesce a girarsi bene, molto bene, ma è alta sopra la traversa, una manciata di secondi, adesso si azzera il tempo per il tocco di Català, ma la sfera è per la formazione del Grosseto, dunque gli uomini di Achilli possono manovrare. Saavedra in possesso di sfera per Tiel, all'indietro Cardella, dall'altra parte per Franchi, ancora Tiel, percussione in fascia sinistra, Tiel si allarga fra 3 giocatori, riesce a liberarsene, a darla all'indietro per il tentativo di rilancio subito da parte di Franchi, ma si chiude la morsa difensiva del Follonica e dunque Buralli può riportare in avanti i suoi. Da questi a Francesco Vanini che la gira per Caviddu, ancora Vanini, Buralli, tentativo di Buralli, passa fuori dallo specchio della porta, la recupera Max Tiel per impostare l'azione. Il tedesco in forza alla formazione grossetana, l'appoggio è per Franchi, dietro porta per Cardella, ancora sfera all'indietro, in orizzontale Tiel, una manciata di secondi alla fine del primo tempo che Giulio tutto sommato quell'1-1 viene rispecchiato da quello che stiamo vedendo in pista. Sì, anche perché aveva iniziato forse meglio il Follonica, però poi dopo il Grosseto, quando si è trovato a dover rimontare, intanto una bella conclusione, c'è addirittura il vantaggio di Tiel che ha segnato un'altra rete molto bella dopo la prima, questa volta con un tiro da sotto, diciamo così, al 14° minuto. E stavo dicendo, sì, forse il risultato di parità sarebbe quello che rispecchia meglio quello che si è visto, però il Grosseto ha il merito di aver segnato 2 belle reti con un giocatore, appunto Max Tiel, che stranamente ha preso il posto di un altro giocatore che veniva fino allo scorso anno non da un paese, diciamo, fra quelli di prima fascia fisicamente parlando, perché lo scorso anno c'era Alexander Mount, l'inglese, che ha fatto veramente molto bene segnando tante reti. Quest'anno poi è tornato nella penisola iberica dove giocava già prima di arrivare a Grosseto, è stato sostituito da Tiel, che mi pare si sia già inserito molto bene. Senza ombra di dubbio anche questa volta abbiamo visto come è riuscito a liberarsi fra 3 giocatori grazie a uno schema sicuramente preciso e studiato da Achilli. E intanto finisce il primo tempo sul risultato di 2-1, Vanini apre le marcature, ma poi la doppietta di Tiel fa 2-1 e adesso abbiamo 5 minuti di sospensione. Giulio, niente, ci sentiamo per il secondo tempo e vediamo quello che sarà poi, insomma, il proseguio di questa gara.
No, qui c'è proprio una massa, cioè. Cambia nulla. Questo qui è lui. Questo qui è questa cuffia qua. Questo è il microfono se fa nulla, non si usa. Non c'è. Questo è il microfono là, tanto non lo uso. A me non c'hanno il rumore in cuore. Aspettiamo che sia pazzo. Speriamo insieme con una grande stagione. No, però non sento l'audio, Ronzio no, ma l'audio no. Ma te mi senti? Te mi senti? Io nulla, è proprio pulito ora. No. Non mi ha detto parlarci. Vabbè, comincio io. Bene, siete di nuovo collegati con il Palaforte, il secondo tempo della prima partita, due tempi di 15 minuti effettivi del triangolare con Follonica, Grosseto che sono in pista e il Forte Remame che scenderà in pista successivamente proprio contro la formazione grossetana. Primo tempo 2-1 in favore del Grosseto che ha ribaltato il vantaggio iniziale di Francesco Banini con una doppietta di Max Thiel. Partita in questo momento, Follonica che è in pista e sta attaccando con Barozzi fra i pali, Federico Pagnini, Bonarelli, Montigel e
Davide Banini, mentre per quanto riguarda il Grosseto fra i pali Català, poi il numero 8 Stefano Paghi, il numero 2 Thiel, Cardella e Saavedra. Dunque si torna a giocare con il Grosseto che recupera la sfera, la serve a Thiel, l'autore della doppietta del primo tempo. Thiel ancora in incursione, nessun problema questa volta per Barozzi, ma è ancora adesso il Follonica che manovra, ma subito Saavedra recupera una sfera importante, poi fra i due avversari ci prova Saavedra, spizzata, dunque la punizione in favore del Grosseto ancora. Grosseto che ha iniziato questo secondo tempo con piglio un po' più veloce, ancora Saavedra sulla sfera, vicino a lui c'è Paghi, poi Thiel, ci prova Paghi, la sfera però qualcosa nello schema non ha funzionato perché insomma non l'ha raggiunta bene, e allora Monticello può manovrare per Banini, per Fede Pagnini, ancora Banini, al centro è il numero 9 Bonarelli, scusate, sì, abbiamo Bonarelli che con il taglio dei capelli ha perso una delle caratteristiche che ce lo faceva identificare immediatamente. Adesso è Banini, percussione, va tu per tu con Català che poi lo ferma, il Grosseto con Cardella riconquista sfera, la serve a capitano Saavedra, pressing alto, Cardella autostrada in fascia sinistra, poi va a chiudere Fede Pagnini, Cardella mantiene il possesso della pallina, c'è qualcuno per lo scarico, tentativo di filtrante al centro che non riesce, poi Bonarelli la spara in avanti, la recupera ancora Saavedra per i suoi, che la sgancia su Thiel, ancora Thiel in possesso di sfera, dietro per Paghi, per un attimo Paghi ha avuto il varco per il tiro, sappiamo che è un tiratore potentissimo, invece Thiel che arriva fino in fondo, ma Barozzi ci mette del suo. Ricordo 2-1 il risultato in favore del Grosseto, Follonica che va a manovrare. Nella gara del torneo in quel di Grosseto si impose il Follonica per 4-2 una settimana fa, cioè insomma il Grosseto vorrà far vedere ai propri tifosi che tutto sommato c'è, anche se ovviamente ne manca una buona fetta, penso solo al buon Tonci che questa sera insomma, visto il ritmo gara, avrebbe potuto fare sicuramente. Noi commentiamo giustamente la partita, ma è chiaro che queste partite non hanno assolutamente un valore per quanto riguarda il risultato, ma per gli allenatori sono dei test fondamentali per sistemare le cose, no? Anche una squadra come il Follonica che ha cambiato pochissimo, però è chiaro che ci sono sempre, specialmente un tecnico molto esperto come Sergio Silva, degli accorgimenti che di anno in anno vengono modificati, quindi lo scopo di queste partite non è certamente quello di vincere un triangolare o un quadrangolare, ma è quello di portare la squadra alla prima giornata di campionato nelle migliori condizioni possibili. Tanto vediamo un buon schema che permette a Banini di arrivare in area di rigore, poi però Saavedra, uomo di esperienza, va a fermarlo. Il tentativo ancora di filtrante di Monticello, se parliamo di esperienza, vero? Qui ce n'è da vendere, ma fa buona guardia a Català. Dall'altra parte per Thiel. E a proposito di quello che dicevi Giulio, intanto il gol di Davide Banini che non per niente è bomber di razza, adesso lo rivedremo sul replay, eccolo qua, la sfera, insomma molto molto bravo Banini. Dicevo, a proposito di quello che stavi dicendo Giulio, delle accortezze e delle modifiche, abbiamo visto prima un Francesco Banini molto più pacato che girava la sfera da dietro, insomma la posizione arretrata, sì. Lui è il classico giocatore che fa la sgroppata e tira una martellata micidiale, invece
insomma, probabilmente ci sono ordini da scuderia diversi questa volta. Sì, anche perché poi non dimentichiamo che i fratelli Banini quest'anno in nazionale non ci sono andati e insomma erano stati intanto gran salvataggio di Català, ma credo che l'arbitro abbia convalidato la rete ancora di Francesco Banini, sì, perché ha recuperato, smanacciato la pallina fuori dalla porta, eccolo qua, lo stiamo rivedendo, però quando ormai era già andata dentro. Oddio, ci vorrebbe il VAR se volessimo nel calcio, però ecco, ora lo stiamo vedendo. Sì, l'impressione, oddio, non del tutto, ma insomma poteva anche starci. E dicevo che insomma due pedine fondamentali, forse qualcuno se l'è dimenticato l'importanza dei fratelli Banini proprio perché non hanno partecipato agli europei a causa dei motivi di lavoro che li hanno costretti a disertare la nazionale, ma sono due giocatori importantissimi che in Serie 1 e parlo di Serie 1 fanno la differenza in modi diversi, ma due grandissimi giocatori. Senza ombra di dubbio Davide Banini per Monticello, da questi a Bonarelli per Monticello ancora, e in pochi minuti il Grosseto ha ribaltato il risultato dal 2-1 sotto al 3-2 avanti. Il secondo capovolgimento, prima vantaggio del Follonica, poi vantaggio del Grosseto, era di nuovo avanti il Follonica. È una partita, nonostante la breve durata, è veramente molto combattuta e soprattutto incerta. Tanto c'è il time out chiesto ancora da mister Achilli e dunque si va a un minuto di sospensione per consentire di rivedere quelli che sono gli schemi, insomma, è quello che secondo i due mister può essere sistemato e modificato. Non mi sembra di vedere sostituzioni né da una parte né dall'altra, dunque si cercherà soltanto, anche perché la formula poi minuti, ma comunque se ne gioca due in una serata, dunque poi specialmente il Grosseto che deve giocarle una dietro l'altra, e poi insomma anche il Follonica non è che ha tantissimo tempo per recuperare, e il Forte dei Marmi poi dovrà giocarle due una dietro l'altra. E poi insomma per essere a fine settembre non è che sia un clima particolarmente rigido. No, tutt'altro, ancora estate piena in quel della Versilia. Per quanto riguarda le temperature, suona la prima campana, a questo punto i portieri dovrebbero tornare in porta, ma questa è una di quelle famose regole, Giulio, che hanno messo ma che non sono per ora mai non l'ho mai vista, no, per ora non l'ho ancora mai vista osservare. Sì. A proposito del Grosseto c'è da dire che quest'anno diciamo, c'è molta attesa ovviamente, perché la squadra ha cambiato 3 elementi che non sono pochissimi in uno sport come l'hockey dove si gioca in 5, e c'è grande attesa soprattutto per vedere la conferma di Achilli, che lo scorso anno è stato veramente la grande rivelazione a livello di allenatori, perché ha fatto disputare la sua squadra un campionato straordinario. Non dimentichiamo che nei playoff ha messo in difficoltà anche il Tristino, che poi è diventato campione d'Italia, quindi ha fatto una preparazione molto accurata anche in parte sulla spiaggia, e sicuramente quando sarà al completo e perfettamente rodato il Grosseto sarà un'altra di quelle squadre. Parlavo proprio prima dell'inizio della partita con Alessandro Bertolucci e mi diceva sì, che sì, è vero, Tristino e Forte dei Marmi sono per organico un gradino al di sopra, però ecco, c'è un gruppo di squadre dove sulle cui piste si può sempre perdere punti. Una di queste, anzi 2 di queste sono proprio le 2 che stiamo vedendo in pista ora. Senza ombra di dubbio Follonica e Grosseto sono squadre, ma è un bel gruppo, cioè non si vedono squadre sì, no, proprio no. Forse anche più dello scorso anno c'è esatto, c'è forse ancora più possibilità per andare a trovare. Intanto Bonarelli arriva a un soffio dall'appuntamento in più, va bene Monticello, schiacciata la balaustra, c'è il fallo a carico del Follonica quando mancano 9:04. Il risultato di 3-2, 3 falli per il Follonica, 2 per il Grosseto. Intanto tira il Ciploma e la mette dentro, tripletta personale, ancora una volta uno schema ben studiato con l'uomo che si muove in avanti e la sfera che finisce 1 metro indietro, lo vediamo, e si ritrova un Thiel ancora una volta in buona posizione e mette un rasoterra che fa 3-3 a 8:54 dalla fine. Monticelli in possesso di sfera, comunque ancora una volta Thiel trova l'angolino giusto. Credo che abbiano
cioè, sia veramente il sostituto giusto per Mount, perché anche lui segnava reti pesantissime lo scorso anno, e devo dire che ha anche degli ottimi fondamentali Thiel, perché uno si aspetta, no, da un giocatore tedesco magari più la forza fisica, ma lui ha fatto delle reti veramente molto belle, e non solo in questa partita ovviamente, perché è già qualche anno che è in Italia, e indubbiamente è un giocatore importante e prezioso, e soprattutto credo che sia stato scelto accuratamente da Achilli, proprio per colmare quel tipo di giocatore che con l'uscita di scena di Mount veniva a mancare. Senza ombra di dubbio il giocatore, se non vado errato, è arrivato in Italia nelle file del Correggio per poi passare in Veneto, ma mi pare che il primo anno fosse alla corte della squadra reggiana, ma potrei anche dire un'eresia, ma comunque... Onestamente non me lo ricordo, mi ricordo le ultime prestazioni in Veneto molto positive. Molto positive, il giocatore, anche se non vado errato, molto bravo sul tiro diretto, sì. Perciò insomma in un hockey dove i tiri diretti alle volte se ne vedono anche 5-6 a partita. A proposito di tiri diretti, un altro molto bravo, se non ricordo male, Buralli. A parte si parla di Serie A2, però anche lui era uno specialista quando giocava nel Castiglione. Quest'anno poi c'è la nuova regola dove, ricordo, l'arbitro fischia e si può partire immediatamente, perciò insomma anche in questo caso tiri diretti e rigori, tiri da fermo hanno subito una leggera modifica, poi vedremo, qualcuno dice a vantaggio dei portieri, qualcuno dice a vantaggio dei giocatori, vedremo poi. Tanto la sfera di Vanini è altissima, c'è dunque sì, la punizione sicuramente non a vantaggio dei portieri il fatto che l'eventuale warning, insomma ammonizione, va a sommarsi, quindi mentre gli anni scorsi si esauriva nel momento del tiro diretto, adesso si sommano e quindi presumo che si vedrà più espulsioni dei portieri. Tanto la sfera, poi ormai siamo qui che parliamo in attesa dell'azione giusta, che potrebbe essere questa, con Bonarelli che la mette al centro, ma Franchi fa una cosa importantissima, la toglie praticamente dalla stecca di Davide Vanini, in quello sembrava un contropiede pressoché perfetto, si è intromesso molto bene il numero 9 in forza alla squadra del presidente Osti. Buralli in possesso di pallina, intanto dentro Francesco Vanini per il fratello Davide, Saavedra, Cardella che poi non riesce a trovare sfera ma la recupera Franchi per i suoi, Thiel, Saavedra, e il carico di lavoro che gli atleti hanno nelle gambe si vede in maniera particolare questa sera, almeno fino a questo momento, nelle gambe di un Saavedra che a cose normali viaggia a 2000 km all'ora, invece lo vediamo ancora abbastanza imballato, o forse si sta risparmiando. Ricordo che fra 20 minuti gioca un'altra partita questo Grosseto, insomma al netto che sono 6 uomini in panchina non credo che si possano fare dei grandi cambi. Dunque Follonica che torna a manovrare, 3-3 il risultato, la sfera è per Bonarelli ma c'è il fallo di squadra, dunque pareggiano anche questa speciale classifica, 4 per parte. Follonica che può riprendere a manovrare con Fede Pagnini, vicino a lui c'è Francesco Banini, battuta in questo momento, Francesco Banini, l'anticipo di Cardella su Bonarelli, Cardella che cerca poi il filtrante al centro, Saavedra che non riesce a controllare la sfera e dunque Francesco Banini che può ripartire con calma, l'appoggio è per Fede Pagnini, ancora Buralli, Banini, Bonarelli, dall'altra parte Banini, l'accelerazione e poi ci prova ad una mano ma Català è portiere ben piazzato, Cardella, il missile di Cardella è però intercettato, adesso Banini si trova a tu per tu con il portiere, buono il movimento di Bonarelli ma poi
è la traversa di no. Cardella adesso in possesso di sfera, all'indietro per Franchi, intanto il cambio fuori Saavedra e dentro Paghi. Tutto pronto, sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco. Dunque la posizione per il Grosseto, ma intanto Català chiede di andare a asciugare la maschera. 5:21 alla fine, 3-3. Giulio, in caso di parità non so cosa succede. Rigori, a quello Si che va ho sentito. direttamente ai rigori. Sì. Perciò- Cioè non è ammessa la parità, ecco, nel senso sì, che perfetto. essendo un triangolare in teoria sì. poteva anche essere. Perciò alla fine della partita, in caso di parità e tiri di rigore, ora al di là del fatto che si restringerebbero tutti i tempi per le altre squadre e per le altre partite, però in questo momento sarebbero interessati anche a vedere le serie di rigori. Sicuramente sì. Battuta in questo momento, io credo che i giocatori non siano d'accordo con me comunque. Maghi in possesso di sfera per Thiel, che diventa un sorvegliato speciale. Franchi per Cardella, che si sta muovendo molto bene. L'esperienza di Montecchio in Serie 1, dove partiva regolarmente da titolare, gli ha fatto decisamente bene al ragazzo che ha qualità insomma importanti. Ma poi sappiamo che l'esperienza del gioco con continuità è quello che poi fa maturare veramente gli atleti. Fra l'altro, nonostante la giovane età, Cardella ha già avuto numerose esperienze, perché ha iniziato col centro giovani, poi è stato a Sarzana, poi appunto nella squadra del Montecchio, quindi insomma ora adesso a Grosseto e ormai è stabilmente nel giro della Serie 1. Senza ombra di dubbio, si sta muovendo anche molto bene. Franchi finta il tiro, lo appoggia all'indietro, ma a rimorchio c'è Bonarelli e non Thiel come pensava. Bonarelli che adesso lascia il posto a Maldini, se non vado errato, sì, numero 2. Intanto il tiro di Francesco Vanini è una martellata, ma fuori lo specchio della porta. Adesso Buralli intercettato proprio da Cardella, da questi a Paghi. Paghi la mette al centro, ma è in anticipo la grande esperienza di Capitan Pagnini, che poi se ne va in fascia sinistra, punta l'avversario, serve Maldini, al centro per Francesco Vanini, poi grande fase difensiva da parte di Paghi, e siamo già dall'altra parte con Thiel per Franchi, rimbalzo maligno perché si era posizionato ancora una volta molto bene davanti a Barozzi. Credo che ci sia un avvicendamento nella porta, a breve nella porta del Follonica, perché si è preparato Maggi, uno dei giovani portieri emergenti di Follonica. Ce n'è più di uno, Irace, che era il secondo di Barozzi lo scorso anno, è passato invece alla 2 del Grosseto, anche lì per fare un campionato importante, e Maggi è reduce da una estate di lavoro con le nazionali minori italiane. Tanto la serie recuperata da Buralli per i suoi, 2,52 alla fine, la sera per Francesco Vanini, che la tira fuori dal rettangolo di gioco per consentire il cambio. Esce Barozzi e entra con il numero 11 Maggi, portiere della nazionale under 19 se non vado errato. Onestamente non mi ricordo se era 17 o 19, perché poi uno, causa l'infortunio a Tahiti, è stato convocato anche dopo aver fatto la 17 ha fatto la 19. Con il numero 10 ci dicono, ma insomma vabbè, comunque lui è. Ed è il Follonica che può tornare in avanti. La serie per Maldini. Ancora Buralli cerca un varco, Saavedra su di lui, rientrata al posto del giovane Cardella. 2,21 alla fine, Buralli in fascia sinistra, percussione, entra in area, poi c'è il rigore per il fallo sullo stesso Buralli. Quando mancano 2,14, il rigore che lo stesso Buralli si prepara a tirare.
questa potrebbe essere una rete importante quando mancano ormai 134 secondi alla fine. Saavedra è andato a consigliare Català, visto che Saavedra è una vita che gioca nella zona della Maremma, prima a Follonica proprio a Grosseto, quindi conosce benissimo tutte le caratteristiche dei giocatori del luogo. Intanto vediamo allora Buralli contro Català, il tiro, Català la ferma e poi la spazza, perciò una occasione ghiottissima non sfruttata da Buralli. Sia ben chiaro, non è che sia poi così facile buttarla dentro il sacco sul tiro diretto, anche perché Català, insomma, il portiere che ha vinto anche in Italia. No, ma poi c'è chi pensa ai rigori, l'ho detto un centinaio di volte io, chi pensa ai rigori dell'hockey paragonandoli al calcio non ha veramente idea di che cosa sia trasformare un rigore, che spesso è più difficile addirittura del tiro diretto, perché chi è bravo magari a prepararsi la pallina potendo battere con la palla in movimento, quindi il rigore è molto difficile da segnare nell'hockey, specialmente con i portieri di oggi. Intanto c'è un fallo su Saavedra, con i portieri di oggi che praticamente sanno tutto dei tiratori, perché con i video possono, non hanno segreti i tiratori per loro. Senza ombra di dubbio Saavedra in possesso di sfera, 3-3 il risultato, sfera al centro, ma c'è Francesco Panini, la rilancia subito per Buralli, missile Buralli, deviazione di tiro, sfera fuori dal rettangolo di gioco, 67 secondi alla fine, il risultato 3-3. 5 falli Follonica, 4 per il Grosseto, dunque da questo punto di vista non avremo sorprese. Battuta in questo momento, Fede Pagnini, all'indietro per Buralli, e non è che poi quando arriva davanti si sdegna anche a tirare una martellata. Passiamo dall'altra parte, Buralli dietro porta, tenta l'alza e schiaccia, è improbabile, Franchi la intercetta, ma è il Follonica ancora a manovrare con Francesco Panini. In teoria potrebbero arrivare alla fine della partita in possesso di palla, perché mancano 18 secondi sia al termine dell'azione sia al termine della partita. Tenterà ormai l'ultimo tiro Maldini, ma poi la sera intercettata, attenzione che finisce a terra Francesco Panini, c'è il fallo a carico del Grosseto quando mancano 2:04, e se il regolamento, Giulio, ce l'hanno raccontato, meglio te lo hanno raccontato giusto, ci prepariamo a vedere i tiri di rigore. Ma peraltro a me mi avevano detto che era un tempo unico di 30 minuti, invece sono 2 di 15, quindi 15, vedremo. Insomma, infatti stavo controllando i tempi che ci avevano dato per le partite, già abbiamo certo, sì. Evidentemente sì, perché chiaramente in 2 tempi con l'intervallo nel mezzo un'ora fra uno e l'altro non può bastare. Sforato completamente. Adesso vediamo quelle che sono le decisioni, e qui hanno segnato, qui eccoci, forse perciò quello che siamo riusciti a ricostruire, adesso ci sono i rigori, in caso di vittoria ai rigori la squadra vincente prende 2 punti, se la vittoria arriva nei tempi regolamentari i punti sono 3, ovviamente 0 in caso di sconfitta. Qualora ci fossero squadre a
pari punti alla fine del torneo vale prima la differenza reti generale che non la differenza reti specifica fra le due squadre, perciò questo l'abbiamo appurato e adesso vediamo anche i tiri di rigore. Insomma, interessante vedere a che punto sono per quanto riguarda i tiri diretti, che comunque per il Follonica torna in porta Barozzi. Beh, senza ombra di dubbio, senza niente togliere ovviamente, certo. Ma insomma diciamo che se al netto di Riccardo Gnata, che è credo al momento il portiere di riferimento in Italia, io dovendo scegliere un secondo portiere sceglierei ancora Barozzi nonostante l'età, perché insomma Sì. è un portiere perché comunque ha grande esperienza e poi insomma i portieri, già ora anche i giocatori giocano molto più a lungo di una volta, figuriamoci i portieri possono continuare ad alto livello ancora. Leonardo può continuare ad alti livelli ancora per un po', Lui ha dato l'addio alla nazionale lo scorso anno, ma anche a Follonica è stato un gran protagonista anche nel campionato finito e penso che lo sarà ancora non solo quest'anno ma anche in altri campionati a venire. Dunque il primo rigorista sembrerebbe, o meglio è, perché lo vediamo là, intanto portieri che devono essere vestiti al completo tutte e due, questo da regolamento, sia il portiere che va a difendere che quello che eventualmente può essere sostituito. Il primo rigorista è Fede Pagnini. Vediamo ancora qualche secondo. Dunque Fede Pagnini contro Adrià Català. Català che da sorteggio è il primo ad andare a difendere i pali. Sta salutando Francesco Compagno del Forte dei Marmi, no, e invece ci va Sassetti in porta, ecco fatto. Subito smentito, subito, pam pam. E va bene, meglio così. Vediamo anche questo portiere che si vede che sul tiro di rigore. E allora può darsi che gli allenatori siano messi d'accordo per far giocare i due. Vediamo, poi il Follonica. E la tira fuori Fede Pagnini. Al fischio dell'arbitro il portiere si può muovere ma non può uscire dalla lunetta e dunque il primo tiro di Pagnini è fuori. Sì, infatti c'è Maggi per il Follonica. E adesso Cardella. Cardella mentre Català e Barozzi parlano. E Cardella riesce a segnare il 4-3. E ci sta facendo notare il nostro regista che ce lo sta appuntando là. Vabbè, noi siamo vecchi, noi siamo nati con la radio, la penna, queste sottigliezze, questi vantaggi. Oramai anche lui è nato con la radio, intanto il gol e la trasformazione di Burali, avevamo detto che era il giocatore importante nei tiri diretti e va a impattare al secondo rigore. Adesso a tirare Perfetti col numero 20. Perfetti, il tiro questa volta è parato, che fra l'altro non era mai entrato, se non mi sbaglio, durante la partita. Perfetti, e dunque si mantiene il risultato di parità, un gol segnato da Buralli, un gol segnato da Cardella. Adesso va lo specialista Francesco Banini. Il tiro lo ferma, il tiro è centrale, dunque Banini parato
Infatti ho visto Sassetti tutte le volte, appena l'arbitro fischia lui si mette con una gamba praticamente a terra. In effetti ha una posizione, come vediamo adesso, Maggio è molto più basso. E questa volta però suona il palo di Saavedra. Dunque insomma, ora col fatto che dopo il fischio si possono muovere, il portiere è abbastanza cambiato il rigore. Senza ombra di dubbio, deve solo rimanere nella lunetta. E non approfitta Saavedra dell'errore di Francesco Vanini. Questo è un errore, insomma, dal punto di vista dello score pesantissimo. E questa volta Monticello ci mette del suo, ruba il tempo al portiere numero 10 Sassetti e porta avanti il Follonica. Thiel ha la possibilità di segnare ancora e lo fa, è incredibile. Segna ancora Thiel. Ha segnato un poker Thiel. Sì. Sì, tre in partita. Tre partita e uno adesso su rigore. Bonarelli. Dunque 5-5. È il quinto rigore, quindi. La piazza molto bene il ragazzo. E questa volta sbaglia. Dunque il Follonica si aggiudica i 2 punti vincendo ai rigori contro il Grosseto per 6-5. Dunque Giulio, in conclusione, a parte avevamo chiesto i rigori e ce l'hanno dati, in conclusione insomma si è chiusa a rigori una gara che tutto sommato era finita in parità, tutte e due avevamo meritato qualcosa in più, perciò insomma nella maniera meno cruenta, ma soprattutto con i portieri, secondo i portieri che hanno potuto mettere in mostra. Insomma, secondo me è stata una bella scelta degli allenatori e ora il Grosseto non ha bisogno di riscaldarsi per questa partita, per la seconda, quindi si riscalderà il Forte dei Marmi. E adesso noi ci prendiamo un paio di minuti in attesa che ovviamente il Forte Marmi dovrà riscaldarsi per poi tornare in diretta a commentare Forte dei Marmi, Versilia Hockey, Forte Marmi Centro Porsche Firenze contro il Grosseto.
Versilia l'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Versilia l'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Versilia l'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione.
Inverside all'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Inverside all'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. La linea qua dal parahockey vicino a me ancora Giulio Arnolieri. La formazione del Grosseto è tale quale ovviamente quella che avevamo con Català, Perfetti, Tiel, Cardella, Franchi, Pagli, Saavedra, Sassetti, il mister Achilli, il Forte dei Marmi si schiera con i due portieri Ignata e Ciupi, poi Gil, Pignazar, Galbas, per un risentimento muscolare, meglio una settimana dal debutto.
l'allenatore è mister Bertolucci. Allora, vediamo se pian piano riusciamo a ricostruire il tutto. 3 punti se vinci nei tempi regolamentari, 2 punti se vinci ai rigori, se perdi ai rigori 1 punto, un punto se perdi, se perdi in tempi regolamentari 0. 1, Follonica 2, Forte dei Marmi. Vediamo alla fine di questa gara. Dicevamo mister Bertolucci in pista, vediamo quella che sarà la formazione schierata in apertura, al netto del fatto che a seguire il Forte giocherà contro il Follonica, dunque quelle che saranno le posizioni. Intanto prende posto in panchina Federico Ambrosio, a lui i miei, ma credo i nostri migliori auguri, visto che è il suo compleanno, sì, da parte qui di tutta la postazione televisiva. Dunque Forte dei Marmi che inizia con Gil, Ipignazar, Galbas e Chicco Rossi, in porta Riccardo Gnata. Fra l'altro Ambrosio non aveva giocato la finale del torneo una settimana fa contro il Vercelli, era stato tenuto in panchina, era pronto a entrare in pista ma non è mai entrato per anche lui risentimenti muscolari, intanto partiti, mentre questa sera il torneo non si è neanche cambiato. Intanto il primo fallo di squadra dopo 3 secondi è del Forte dei Marmi, Chicco Rossi su Saavedra. Insieme a Saavedra c'è Paghi, Cardella e Thiel, che ha cambiato maglia, stavolta schiera il numero 17, Paghi per Thiel che cambia dall'altra parte, Saavedra, Paghi, l'incrocio ma si intromette Pedro Gil che fa tutto da solo, poi là sulla respinta di Català, Galbas è al posto giusto al momento giusto. 39 secondi, 1-0 Galbas. Giulio. Sì, bella azione, è stato bravo Gil a rubare palla, ecco lo rivediamo, la prima conclusione parata, c'era lì davanti Galbas che non ha chiaramente sbagliato, eccola ancora vista da dietro, bravo Català nella prima circostanza, poi Galbas è stato più veloce del difensore del Grosseto. Chicco Rossi in possesso di pallina, cerca un compagno, lo trova in Galbas, da questi a Rossi, ancora Gil per Ipignazar, percussione, ancora Ipignazar per Gil che finta il tiro, l'appoggio è per Chicco Rossi, scivola Gil ma ancora il Forte dei Marmi che può manovrare, sono 3-10 secondi di tempo per concludere e lo fa Gil, prende un palo pieno, ancora un buon movimento del rosso-blu, questa volta sfortunato, e dunque il Grosseto può tornare in avanti con Cardella, ma buona vita Galbas che poi cambia per Ipignazar, ancora Ipignazar cerca un compagno, manovra, arriva a fine corsa prima di servire Gil, dietro la porta difesa da Català, Ipignazar Gil, Ipignazar ancora per Pedrito, il cambio per Cisco, attaccato da Thiel, mantiene il possesso di sfera, torna a ritroso, cambia ancora per Gil, per Ipignazar, da questi a Galbas, la percussione per Ipignazar, la tocca a Català, dunque il Forte dei Marmi torna in possesso di 45 secondi, Galbas ancora, tentativo di filtrante che non riesce ma Galbas poi la recupera su Cardella, ancora Joan Galbas per Chicco Rossi, per Gil, l'accelerazione di Gil, si ferma, si dilue Max Thiel, per Galbas, rimbalzo maligno, Paghi la porta in avanti per Cardella, per Thiel, questa volta ci pensa
Riccardo Ognata 2 volte, poi la sfera ritrosa ancora per Thiel, ma comunque Thiel si era liberato molto bene anche questa volta. Sì, ma infatti cioè, è un po' come è successo con il Vercelli, cioè il Forte dei Marmi ha un possesso di palla offensivo veramente impressionante proprio per la capacità con cui riesce a schiacciare, però quando le squadre avversarie, ripeto, era successo col Vercelli, già successo ora, riescono a partire, ovviamente hanno la possibilità spesso di trovarsi un po' la difesa sguarnita e ci vuole un Ognata molto attento. Tanto il fallo di squadra numero 2 è sempre a carico del Forte dei Marmi, che stavolta è Galbas su Paghi. Paghi che ha qualcosa da ridire al giocatore con il numero 55. Battuta in questo momento, Paghi in possesso di sfera, Saavedra per Thiel, pressato da Gil, si rifugia all'indietro in Saavedra, trova il varco Saavedra, la sfera dall'altra parte, scivola però al momento dell'accelerazione e a mio avviso non si fa neanche bene Paghi, ha allungato decisamente. Nel momento in cui partiva è scivolato Paghi e va in panchina, intanto Gil ci prova di prima intenzione. Buona la guardia di Galbas, adesso è Chicco Rossi. Sì, Paghi è dolorante all'inguine, Sì, infatti si è visto proprio che ha allungato troppo sulla scivolata, compromettendo qualcosa. Nel tentativo in cui cercava di partire, nel momento tentativo di ripartenza, ci prova adesso Chicco Rossi, niente da fare, ancora Gil per Galbas, per Chicco Rossi siamo ai limiti dei 40, i Pignazar si porta in avanti, il filtrante sul portiere, riconquista a 45 secondi in maniera molto intelligente i Pignazar, lo serve a Gil, il tiro di Gil, ancora il portiere Català, poi Rossi e poi c'è il fallo di Franchi e la punizione in favore del Forte dei Marmi, il time out chiesto da Achilli che temo che dovrà rivedere un po' il tutto. Sì, anche se poi è chiaro che penso che di questo tipo di partite ne vedremo parecchie, perché comunque il tipo di gioco del Forte dei Marmi, o meglio di Alessandro Bertolucci, è questo, cioè ricordo anche il Tristino nelle 2 stagioni in cui ha dominato, era questo, cioè un gioco in cui ai giocatori avversari risulta difficile anche uscire dalla propria metà campo, e quindi è chiaro che se è vero che viene concesso qualcosa nel momento in cui superano la metà campo, arrivano in contropiede perché hanno magari una momentanea superiorità numerica, è anche vero che è un vero assedio a momenti l'attacco del Forte dei Marmi nei confronti della squadra avversaria. L'abbiamo visto soprattutto più ancora che lo scorso fine settimana, più ancora che con Montebello nella prima partita, con il Vercelli nella seconda, e lo stiamo vedendo in questa partita di stasera. Si riprende a giocare, dunque finito il time out, bisogna asciugare la pista, dice il signor Carmazzi. Proprio davanti all'area piccola di Català, la punizione in favore del Forte dei Marmi sulla sfera Chicco Rossi. Vicino a lui c'è Galbas, poi ancora Pignazar e Gil, Cardella, Franchi, Thiel, Saavedra. Tutto pronto, 1-0 il risultato, gol di Galbas dopo 39 secondi, Galbas che la gira all'indietro per Gil. Vediamo i correttivi portati dalle 2 squadre, i Pignazar, Gil ancora per Galbas che si libera un avversario, poi non ha nessuno per lo scarico, perciò torna a ritroso su Gil in orizzontale, i Pignazar scambia per Chicco Rossi, si allarga Rossi, la sfera è per Galbas che la rilancia in avanti per Gil. E comunque le contromisure di Achilli si vedono, perché ora vanno a prendere i giocatori, quindi vanno più sull'uomo i giocatori del Grosseto rispetto a prima, e per il Forte dei Marmi almeno per il momento è più difficile muovere. Intanto ancora Saavedra che va a recuperare una sfera,
da questi a Cardella per Saavedra, Cardella ancora al limite dell'antigioco, l'appoggio è per Franchi, cercano il varco per andare a impensierire nella zona di Riccardo Gnata. Saavedra ancora, Agili in anticipo ma la sfera rimane lì, dunque Franchi se ne impossessa, la serve a Saavedra ancora, cerca di farsi vedere Thiel, a breve si andrà a forzare un tiro Franchi per Saavedra che poi ci prova ad una mano ma è altissima e c'è la punizione in favore del Forte dei Marmi, se non vado errato. Intanto è rimasta a terra Chicco Rossi sull'azione precedente. Mancano 9 primi e 0-1, gol di Galbas dopo 39 secondi, si prepara Fede Ambrosio, si tocca la testa Chicco, dunque al debutto il festeggiato, compie oggi gli anni Federico Ambrosio, ancora auguri, insieme a lui compagna al posto di Gil, rimane la coppia arretrata se vogliamo chiamarla così, ma insomma visto che ha segnato un gol importantissimo Galbas e Ipignazar per Fede Ambrosio, tocca la sua prima sfera e così anche per Compagno, ancora per Fede Ambrosio, Compagno all'indietro Galbas, l'arbitro dice che c'è il fallo in attacco da parte di Fede Ambrosio. Ripartirà dunque il Grosseto, battuta in questo momento Saavedra per Thiel ma c'è l'anticipo di Compagno, di Pignazar per Galbas, per Compagno all'indietro, Pignazar è un metro troppo lontana la corsa di Pignazar, il vantaggio grande, il gioco su Cardella con l'aiuto di Gnata, poi c'è il fischio dell'arbitro, ha fischiato i 5 secondi, fa cenno al capitano Gnata, dunque punizione in favore del Grosseto. Battuta in questo momento, la sfera lottata fra Compagni e Saavedra, poi si intromette Pignazar, la rilancia per Ambrosio, per Galbas, cerca di superare ma è ancora la sfera in un fazzoletto, poi il tentativo di Ambrosio è però una sfera alta e dunque la punizione in favore del Grosseto. Forse sono stato un po' troppo buoni uno con l'altro, se la sono passate 4 volte al limite della lunetta. Di fatto no, l'ultimo tocco è sfera alta, la punizione in favore del Grosseto. Tutto pronto, battuta, Saavedra in possesso di pallina, fa correre sfera ma è Compagno che se ne impossessa, Compagno arriva fino in fondo, finta il tiro, Compagno che ha un tiro molto potente dalla media distanza ma soprattutto giocatore brevilineo, perciò molto agile là nello stretto. Ancora la sfera all'indietro, Galbas che la rilancia in avanti per Fede Ambrosio, l'incrocio, poi Ambrosio per Galbas, per Ambrosio che parte da lontano, la mette al centro, niente da fare, la riconquista Saavedra, se ne va Saavedra in fascia destra, al centro per Cardella, ma Gnata è portiere della nazionale, lo dimostra, ma buona azione, poi stavolta è Català che deve impegnarsi su Fede Ambrosio, 2 buone azioni da una parte e dall'altra. Sì, ma il Grosseto ha preso bene le misure al Forte dei Marmi negli ultimi minuti dopo il time out chiesto da Achilli, ma del resto l'avevamo detto nella prima partita, cioè Achilli è uno dei migliori tecnici che si sono segnalati negli ultimi anni
e sta facendo veramente molto molto bene. Tanto fallo di 5 secondi, la punizione in favore del Forte dei Marmi. Català chiede di andare a pulire la maschera e vediamo fortunatamente che Paghi torna in pista. Questo vuol dire che sicuramente non c'è niente di grave, perché a una settimana dal debutto, oltretutto il Grosseto, se non vado errato, debutta sulla pista del Bassano, che è un'altra di quelle squadre nel campionato italiano dove si sente parlare poco, ma insomma ha fatto investimenti molto mirati con 2 portoghesi, confermato Peludo, insomma è una squadra che sicuramente al pari di Follonica, di Grosseto e di altre avrà di che dar fastidio a tanti. Anche perché ha cambiato poco, quindi avrà anche già dalle prime giornate un maggiore affiatamento rispetto a squadre che hanno cambiato molto di più, come le altre venete per esempio. Dunque punizione in favore del Forte dei Marmi, compagno per Galbas, per Fede Ambrosio, poi non si intende con compagno e dunque Thiel per riportare avanti sfera per il Grosseto. La palla è riconquistata da Fede Ambrosio, al centro per Galbas, Galbas per compagno che deve lottare sfera, commette anche fallo, c'è la punizione in favore del Grosseto. Bisogna rettificare ovviamente posizione. 1-0 quando mancano 6 e 14. Battuta in questo momento. La pallina Galbas per compagno. Compagno poi cerca il filtrante dall'altra parte per il entrato Cinquini al posto di Pignazar. Galbas. Compagno ancora Cinquini. Lo scarico dietro porta per Fede Ambrosio. Si fa vedere il compagno francobollato da Paghi. Dunque Ambrosio cerca di far tutto da solo, ma non ha difficoltà. Poi Galbas, il tiro di Galbas fa la barba al palo, poi la sfera rimane sotto il corpo del portiere. Aveva rubato una buona sfera a centropista, impedendo la ripartenza del contropiede del Grosseto. Poi il tiro passa al lato di un soffio. La sfera che vola là dove solo Galbas può riconquistarla. Ancora Galbas per Fede Ambrosio che si porta a spasso un po' di avversari. Lì avrebbe potuto anche provare la conclusione, perché aveva lo spazio davanti. Galbas ancora per compagno, da questi a Cinquini, missile di Cinquini, sfera che rimane lì, ma è il più lesto Paghi. Adesso poi tiri da fuori con quella regola sciagurata che consente ai giocatori anche di fermarla con pattini e gambe. I tiri da fuori diventano sempre più difficili, devono essere sempre più violenti e soprattutto sempre più precisi. Sì, proprio così, tanto si deve riprendere una palla a 2, sembrerebbe. No. Sì. Dunque Galbas sulla sfera. No, è rimessa per il Forte dei C'è Marmi. da asciugare la pista ancora una volta. Alle volte con Giulio ci sovrapponiamo, abbiamo dei problemi per il ritorno, Sì, perciò insomma infatti. può succedere. Un Forte dei Marmi che costruisce tanto, ma al momento veramente dopo un inizio spumeggiante, insomma il Grosseto ha preso bene le misure, riesce comunque a tirare spesso ma in maniera non così precisa. Anche Fatto perché 1-0 gol di Galbas. Anche perché chiudono molto bene i giocatori del Grosseto e quindi impediscono un tiro tranquillo, diciamo così, agli attaccanti del Forte. Adesso è Compagno che mantiene comunque il possesso di sfera, la serve a Galbas. Galbas per Ambrosio, ancora Galbas. Forte dei Marmi che adesso gioca nello stretto per Cinquini, il tiro di Cinquini è una martellata su cui para molto bene il portiere Català, ma la sfera è ancora per il rosso-blu con Compagno. Fascia sinistra, si accentra Compagno, trova la conclusione del suo ex portiere, tutti e due nel Lodi a conquistare campionati e titoli. Adesso è Compagno che è a fine pista a fermare il tentativo di Cardella. Sfera fuori dal rettangolo di gioco, la punizione in favore del Grosseto. Bisogna aspettare che torni in pista
la Sfera arriva in questo momento, c'è stata la deviazione rosso-blu. Franchi sulla Sfera, vicino a lui c'è Cardella all'indietro per Thiel, ancora per Thiel, poi il tentativo è fermato dalla coppia Ambrosio-Cinquini, lo scarico per Compagno, esce dalla zona buia, il filtrante che però è riconquistato dopo la parata del portiere dal Grosseto in orizzontale, Cinquini in anticipo su Franchi, da questi a Compagno, deve uscire dalla zona buia Compagno, lo fa in questo momento, Compagno poi si allunga troppo la Sfera, ancora Cardella in possesso di pallina, un errore questa volta di passaggio, ma non riesce a liberare in fretta Thiel, dunque il fallo di 5 secondi è a carico del Grosseto, dunque il Forte Marmi riprenderà in fase d'attacco. C'è da rettificare la posizione, lo fa in questo momento Galbas, la serve a Cinquini, accelerazione di Cinquini in fascia destra, la cambia dall'altra parte, era scivolato Cinquini, Sfera in profondità, poi ci prova subito Fede Ambrosio, la Sfera, attenzione per Thiel che torna in avanti, Cardella al tiro murato, poi la pallina rilanciata in avanti ma riconsegnata praticamente al Grosseto. Thiel all'angolo, Cinquini su di lui si fa sentire con il fisico, ancora Thiel all'indietro per Paghi, 2:30 alla fine, 1-0 il risultato, il gol dopo una manciata di secondi di Galbas. Attenzione, la porta via ancora Galbas, la serve a Cinquini per Ambrosio che tenta il filtrante per Cinquini ma si intromette Paghi per Cardella che poi in rovesciata cerca, in giravolta scusate, cerca di spararla in porta, niente di fatto, ma ancora il Grosseto, il pressing del Forte dei Marmi dà frutti, poi c'è il fallo di Franchi sul Compagno, Galbas che andava a cercare il cambio, un errore che forse vale poco ma sicuramente non credo che Bertolucci sia felice. No. Che mentre Galbas andava a prendere il cambio non si è avveduto sicuramente il passaggio del Compagno. Si riprende dunque con la punizione, Sfera regalata al Grosseto quando manca 1:49 alla fine. Thiel in possesso di pallina, la cambia per Franchi ancora, Thiel, Franchi, Cardella, Paghi in profondità per il tentativo di spizzata di Thiel, ma siamo dall'altra parte a un primo e 26, ancora però il Grosseto che recupera Sfera, non ci sono cambi, adesso è Pinazzar stregato in un tu per tu da Català, si distende il Grosseto, poi il tiro di Cardella sul primo palo è una telefonata per Riccardo Ognata, 59 secondi con il Forte Marmi che torna in avanti, Compagno, Federico Ambrosio, niente da fare, Thiel per i suoi, avrà la possibilità dell'ultima azione. Cardella attaccato, molto attivo là davanti il giovane Cardella, Franchi 20 secondi, tentativo di filtrante ma è Compagno che la porta via, Compagno di Pinazzar, poi ancora Compagno, tentativo ancora da parte di Compagno di servire un
Tentativo di tiro di Pignazar parato da Català, si chiude il primo tempo con il Forte dei Marmi che costruisce tanto, spreca tanto, rischia qualcosa ma tutto sommato non più di tanto, ma di fatto è 1-0, perciò risultato più che recuperabile da parte del Grosseto. Senz'altro, e poi un Grosseto che è cresciuto dall'inizio abbastanza traumatico, ne riparliamo all'inizio della ripresa. Bene, la linea va ovviamente allo studio, noi ci prendiamo qualche attimo di riposo e 5 minuti che ci separano dal secondo tempo. Da parte di Fabrizio Ercolini al momento è tutto, ci sentiamo per la ripresa. Versilia l'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. In Versilia l'hockey è radicato nel sangue.
Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Bene, torniamo in diretta qua dalla Pala Hockey di Forte dei Marmi. Vicino a me Giulio Arnolieri. 1-0 per il Forte dei Marmi, che aveva iniziato molto bene, poi il Follonica ha preso le misure. Adesso vediamo Grosseto, scusate, adesso vediamo quello che sarà insomma il proseguio di questa gara, che cosa avrà detto Bertolucci, soprattutto ai suoi insomma. Sì, anche perché comunque palo ancora il secondo dopo quello del primo tempo di Gilles, di Compagno stavolta, anche perché poi viene il dubbio che Achilli sappia veramente mettere in difficoltà le squadre di Alessandro Bertolucci, visto quello che era successo lo scorso anno fra Grosseto e Trissino. Però è chiaro, come dicevamo prima, no? Sono partite in cui il risultato sì conta, per carità, perché i giocatori quando vanno in pista per perdere non ci stanno mai, però è chiaro che conta molto di più la prestazione per gli allenatori. Intanto il Grosseto manovra, Paghi, Franchi, Saavedra, Thiel, turno di riposo per Cardella, il tiro, la deviazione di Pignazar. Dunque Pignazar che la spara a un angolo, la recupera Compagno, riparte Pignazar, finta sull'avversario, poi serve Ambrosio, il tiro di Ambrosio fermato sulla ribattuta Compagno, recupera sfera ma è francobollato da Paghi, di Pignazar ancora per Compagno, poi l'anticipo bello di Franchi, porta avanti il Grosseto per Thiel, per l'incursione di Saavedra, e questa volta un soffio dal pari il Grosseto. Poi è Fede Ambrosio che cerca di disturbare il portatore di sfera, nello specifico Paghi, la cambia con Saavedra, da questi a Franchi, dall'altra parte per Thiel, tentativo di passaggio al centro, Pignazar la recupera, la serve a Cinquini per il gol di Checco Compagno, servito, la tocca di prima intenzione, non ci pensa un attimo. 2-0 Forte dei Marmi, Compagno, e visto il palo precedente, sacrosanto e meritevole, eccolo là. Eccolo qua, sì, molto bello veramente, classica azione, una ripartenza perfetta con Cinquini molto bravo a imbeccare al meglio Compagno, che è stato bravissimo a finalizzare. 2-0 dunque, con il Grosseto che tornerà avanti, Thiel in possesso di sfera, un contropiede micidiale del Forte dei Marmi finalizzato da Compagno, poi adesso la sfera che schizza lontana, la recupera Franchi per i suoi, la deve sparare lunga Thiel, Cardella subentrato a Paghi, ancora Franchi per Cardella. Intanto, per chi si fosse messo alla visione da poco, questa è la seconda partita dopo questa che è ancora da giocare Follonica, Forte dei Marmi Follonica, perché è un torneo giocato sulle 3 partite di 30 minuti effettivi, 2 tempi di 15. Tanto l'infortunio a Franchi, il tiro di Pignazar rimbalza sulla gamba di Franchi e va a colpirlo al volto, vediamo se lo sta toccando, l'arbitro per sincerarci la cosa va a fermare il gioco, dunque c'è da anche nel frattempo asciugare la pista e c'è un cambio, anzi 2, e il Forte Marmi mette a riposo Cinquini e Compagno, la coppia del raddoppio, uno l'assist e l'altro la conclusione, e butta dentro Chicco Rossi e Pedro Gil. Ora, al netto che non esistono più i ruoli nell'hockey, stavo pensando a quello, Forte dei Marmi leggermente un tempo offensiva, avremmo detto sbilanciato in avanti. Ora, per la verità Gil fa un gran, tutti veramente sti ragazzi fanno un gran lavoro difensivo, ma insomma sono 3 punte vere là, Intanto Gil, dopo il recupero di Chicco Rossi, impegna subito Rossi che si tocca un sopracciglio, impegna subito Català,
È inutile, quando Cile entra in pista, insomma, il ragazzino ha sempre voglia di puntarla là. Anche perché ha delle accelerazioni che comunque non è che si vedono da molti altri giocatori, e quindi proprio questa velocità inserita in una squadra come il Forteram di quest'anno, che fa nella velocità l'arma vincente, è chiaro che dà un qualcosa in più ancora, no? Rispetto Senza ombra di 43 dubbio. anni portati bene, Molto bene, direi. Cardella per Thiel, gioca sul largo, adesso cerca di farsi vedere. Thiel, ancora lui. Franchi attaccato da Chicco Rossi. Saavedra, Franchi, buona percussione, l'anticipo ma è falloso da parte della coppia Rossi-Pignazar. Vale il 7° fallo di squadra per il Forte dei Marmi, praticamente in 20 minuti. A quota 3 il Grosseto. un Grosseto fra l'altro molto bravo anche nei blocchi, perché ne ho già visti 3 o 4, nessuno fischiato dall'arbitro, ma abbastanza, specialmente nelle ripartenze, utili, diciamo, alla causa della formazione Maremmano. Ma del resto sappiamo che giocatore è stato Achilli, giocatore con un tiro al fulmicotone e un difensore insuperabile. Mi ricordo, mi pare nel Tenerife addirittura fece classifica cannoniere quando uscì fuori il discorso dei rigori, tiri diretti. Era un cecchino mostruoso. E insomma, e giocava in Spagna. Giocava in Spagna perché dove i portieri, insomma, si dice Tenerife e si pensa alle spiagge, ma in realtà Tenerife vuol dire campionato spagnolo. Non si intendono per un nulla. Ambrosio e Chicco Rossi avevano costruito un'azione spettacolare, ma il Grosseto ne esce indenne e torna in avanti con Saavedra. Poi Ambrosio conquista sfera, poi gliela soffia ancora, la difende su Saavedra, duello a 2, sfera all'indietro per i Pignazar, ulteriormente a ritroso per Gil, percussione di Gil per Chicco Rossi, preso in controtempo. Adesso è Thiel che si intromette, Rossi va a disturbarlo, ma Thiel porta avanti sfera che poi però risulta lunga. Tanto fuori Ambrosio, dentro Galbas. Ancora Saavedra per Thiel, per Cardella. Ma ora chiedo conferma a te. Mi pareva che Achilli fosse nella nazionale italiana che nel 1996 disputò gli europei, a quell'epoca si chiamavano Juniores, qui a Forte dei Marmi proprio. Mi pareva. Può essere, perché ma come non... età ci siamo, era quello in cui la Spagna aveva un certo Borregan, che non è quello che gioca in Italia ora. No, sicuramente. Può essere, diciamo, ecco, che più di 20 euro non ce li scommetterei, però insomma 20 euro ce li rischierei su questo ricordo. Poi avremo modo anche di dare un'occhiata magari se ci sarà tempo per vedere. Di fatto è Gil in possesso di pallina per i Pignazar, si allarga, arriva fin dietro porta, non c'è nessuno per lo scarico esterno, poi la sfera al centro, ma Saavedra fa buona guardia. Attenzione per il passaggio al centro, buono di Franchi per Saavedra che non arriva all'appuntamento. Galbas, dietro porta Galbas, ancora lui. Il tiro è il 3-0, vuol dire doppietta di Galbas. Eccolo qua, rivediamo. È un giocatore che da quella posizione punisce in tanti, ha punito anche noi più di una volta. 8-38 alla fine. Questo è la partita che stiamo vedendo fino a questo momento
dimostra quanto il tasso tecnico di certi giocatori possa fare la differenza anche in una partita che fino a qualche minuto fa è stata decisamente equilibrata, perché il primo mini tempo, diciamo così, il Grosseto, a parte i primi minuti, poi pur rischiando qualche occasione, pensiamo al palo di Gil come poi replicato nel secondo, però ha messo in difficoltà il Forte dei Marmi. Però è chiaro che quando ci sono queste giocate poi l'equilibrio si sposta inevitabilmente. Senza ombra di dubbio. Adesso vediamo quando il Forte dei Marmi attacca quanto basso difende il Grosseto, lasciando un solo uomo là davanti. Adesso ci prova a spallare la porta Chicco Rossi, Català però non si fa ingannare. Saavedra può rimpostare l'azione, attraversa tutta la pista, ma siamo già dall'altra parte con lo stesso Galbas che la indirizza bene anche questa volta, ma questa volta è Català ad averla meglio. Paghi, Cardella, Franchi, la sfera è per Cardella che poi è costretto a buttarla in avanti per evitare i 5 secondi. Gil la mette al centro, ma Saavedra fa buona guardia, poi Gil se la va a riprendere, ancora per Ipignazar. Ipignazar ne supera uno, si ferma, serve Gil che cerca di piazzarla, ma ci arriva comunque ancora una volta Català, dimostrando di essere un portiere di classe superiore. La sfera in profondità, vola in avanti, Thiel all'indietro per Paghi che però non si libera in tempo utile. C'è il time out chiesto dalla panca del Forte dei Marmi. Vediamo quelli che saranno i correttivi, le decisioni. Dentro Compagno, fuori Galbas, fuori Pinazar, dentro Cinquini. Ricordo l'assenza per un affaticamento muscolare da parte di Torner, che ovviamente a 7 giorni dal debutto ufficiale non si rischia. Giulio. Sì, dunque intanto mentre stiamo rivedendo le reti, una partita che a questo punto sembra abbastanza ben indirizzata verso il Forte dei Marmi, come dimostra il 3-0, però un Grosseto che a me è piaciuto perché pur con i cambi che ci sono stati ha saputo mantenere quella capacità di mettere in difficoltà gli avversari, che è un po' stata la caratteristica principale della squadra nella straordinaria stagione che si è conclusa prima dell'estate. Quindi credo che anche il Grosseto, come del resto molte altre squadre, sia di quelle formazioni che poi magari alla fine, quando si arriverà alle semifinali di scudetto, chissà, però durante la regular season è una delle squadre con cui tutti possono perdere punti, e come abbiamo detto anche durante la prima partita, la Serie 1 di quest'anno è praticamente tutta così, cioè anche Trissino e Forte dei Marmi avranno poche occasioni per giocare tranquille e in scioltezza senza avere grossi problemi. Senza ombra di dubbio. Intanto si parte con Gil, Cinquini, Rossi e Checco Compagno. Pedrito in fascia destra, su di lui il numero 20, se non vado errato dovrebbe essere Perfetti. In pista dunque Perfetti, Paghi, Thiel, intanto è Cardella che va alla deviazione su tiro di Pedro Gil, difende la propria porta in maniera molto importante Cardella. Gil ancora si allarga, la mattonella forse era giusta ma il tempo no. Adesso è Cinquini e Paghi, due giocatori che col fisico, con Cardella, Thiel la mette all'indietro, ancora Thiel, e pensando un po' più larghi, la tecnica e il fisico di Thiel con la tecnica e la velocità di De Oro saranno un'arma importante per questo Grosseto. Ma intanto vediamo Chicco Rossi ci prova di prima intenzione, ma è ben piazzato Català.
Adesso Perfetti porta avanti sfera, su di lui c'è Compagno, gliela soffia, la rimposta su Chicco Rossi, Rossi per Compagno, ancora per Rossi, Gil, Cinquini, Compagno, dietro porta per Rossi, esce, la serva Gil, finta il tiro per Rossi che cerca di piazzarla, la ribattuta diventa un 2 contro 1, ma Cardelli è troppo veloce anche per la pallina, se la riporta via Cinquini e rimposta l'azione d'attacco per il rossoblu, l'ennesima. Gil per Rossi che tenta un improbabile alza e schiaccia, la sfera è alta, la punizione in favore del Grosseto. Tanto fuori Thiel, dentro Saavedra, e si sta preparando anche fuori Gil, dentro Tommaso Giovannelli, uno degli aggregati dalla Serie A2, già l'anno scorso aveva fatto una passato o due forse in Serie A1, giocatore che nella propria categoria insomma riesce a farsi rispettare, ovviamente il salto è notevole, ma diciamo che anche i compagni che si ritrova al fianco questa sera sono notevoli. Cambia anche il portiere del Grosseto. Cambia il portiere del Grosseto, dunque fa il suo ingresso Sassetti, che comunque nei tiri di rigore si era comportato molto bene. E a questo punto anche Ciupi vedo che si allontana dalla panchina e si prepara. Sfera in profondità dove non c'è nessuno, la recupera Checco Compagno, l'appoggia per Giovannelli, per Cinquini, porta il blocco Giovannelli, ancora lui in possesso di sfera, l'appoggia per Compagno, Giovannelli cerca di farsi vedere, si allarga, è Rossi che finta il tiro. Fra l'altro Ciupi è un ex, perché lui è artisticamente nato a Grosseto, se non vado errato. Sì, Ciupi di Siena. Sì. Ma ha giocato a Grosseto. Sì, ha giocato a Grosseto, quando è arrivato in quel di Forte Marmi veniva proprio dal Grosseto. Ancora ci prova Cinquini, niente da fare, è Compagno per Cinquini, in profondità Chicco che va al tiro e suona per la terza volta il palo. Intanto il cambio viene fatto al volo, a caval di chiocciola entra in pista Ciupi e a lasciargli il posto è Capitagnata. Tra l'altro adesso Grosseto si vede che è la seconda partita consecutiva, fra l'altro con due soli cambi per gli uomini di movimento. È chiaro che una partita, ecco intanto Compagno che prende la palla e va in gol, gran gol di Compagno, che è uno di quei giocatori che questi gol non li sbaglia facilmente, è molto molto importante, sembrano facili ma non lo rivediamolo, perché veramente ha messo a sedere Català, appunto, eppure si conoscono bene i due. Al 12:24 dopo il palo di Rossi, una manciata di secondi dopo, Compagno a tu per tu e poi soffia ancora sfera. Scusate, non era Català, scusate, Sassetti. Ah no, è vero, se no facciamo Sassetti, come l'altro anno. No, succede con i Raggi e i Barozzi. No, è vero. E comunque c'è stato un altro palo di Rossi, E ancora un palo di Rossi. Ormai è abbonato. Va bene, comunque no, avevo iniziato il discorso proprio riferito al fatto che una delle armi vincenti delle squadre come il Forte Remami di quest'anno, ma intanto c'è il gol, no, non è sulla linea salvata, sì, palla a 2, sulla linea Saavedra per poco non sorprende tutta la difesa del Forte Remami, ma è stato bravo Cinquini, credo, a andarla a recuperare prima che superasse la linea.
cioè le squadre che hanno una panchina lunga, e non sono molte quest'anno, quindi la differenza in certe circostanze è sarà quella, possono mantenere un ritmo che per esempio una squadra come il Grosseto stasera, con due giocatori importanti come Rodriguez e De Oro in meno, non ha potuto fare, quindi alla lunga ne ha risentito. Tanto ci prova anche Cinquini a scrivere il nome sullo score, niente da fare. E Català che dalla panchina ha fatto i complimenti a Sassetti per la parata. Beh, senza ombra di dubbio se l'hai meritati tutti. Ciupi che stavolta ha aiutato ancora da Cinquini. Saavedra, ovviamente a un primo e 13 il Grosseto vuol trovare almeno una rete in questa gara. Perfetto in possesso di pallina, gli risponde dritto per dritto Ciupi, e quando mancano 59 secondi vede il Forte dei Marmi tornare in avanti. Cinquini per Giovannelli per Compagno, per Rossi, ancora la parata del portiere Sassetti, Saavedra che porta avanti sfera, poi la pallina messa al centro ma non c'è nessuno, e dunque Rossi se ne impossessa a 20 secondi dalla fine. Si ferma Rossi, aspetta il piazzamento, l'appoggio avverrà su Giovannelli che adesso deve uscire dalla zona buia. Dall'altra parte a 6 secondi la ferma lì Compagno, decide che non si attacca più. Tra gli applausi del pubblico qua al Palahockey di Forte dei Marmi si chiude il risultato sul 4-0. I falli sono 7 a carico del Forte dei Marmi, 4 a carico del Grosseto, e dunque il Forte dei Marmi si porta primo con 3 punti, al secondo posto il Follonica con 2 e ultimo, e rimarrà in questa posizione, il Grosseto con 1 punto per la sconfitta ai rigori. E dunque al momento qualche minuto di pausa per noi, Giulio, i commenti li faremo alla fine di tutto il pacchetto. Noi vi lasciamo con le immagini dal nostro Palahockey di Forte dei Marmi. Inverside all'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione.
In Versilia l'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. In Versilia l'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. In Versilia l'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione.
Inverside l'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Hola, hola. Bene, torniamo qua in diretta da Forte Marmi per questa terza e ultima partita fra Centro Bosch Firenze, Verside Hockey Forte dei Marmi e Galileo Follonica. Terzo incontro, Forte dei Marmi, Centro Bosch con 3 punti, a quota 2 il Follonica, e dunque vediamo quello che sarà l'andamento di questa gara con le squadre che si stanno schierando a centropista. Agli ordini del signor Carmazzi e Lossi vediamo Capitan Pagnini, Barozzi, poi dovremmo avere, se non ricordo male, il numero 8 Capiddu, Maggi, il portiere a sostegno, Francesco Panini, Davide Banini, Federico Pagnini il capitano, Buralli con il numero 4, Bonarelli, lo vediamo là, Maldini, giovanissimo, e Montigel. Il Sergio Silva, l'allenatore della formazione Maremmani. Il Forte dei Marmi invece, Centro Bosch Firenze, si schiera con Riccardo Gnata e Ciupi a difesa dei pali, poi Pedro Gil, Cinquini, Federico Ambrosio, Tommaso Giovannelli, Francisco Cisco Ipignazar, Checco Compagno, John Galbas e Chicco Rossi. Giulio, quella fra Follonica e Forte dei Marmi è sfida infinita, è amichevole, non amichevole, insomma ci sono duelli che si ripetono da tantissimi anni. E poi sono partite che amichevoli sì, ma fino a un certo punto, nel senso che comunque proprio i tanti precedenti, la grande rivalità che c'è fra le due squadre, la grande tradizione, il grande valore delle due squadre fanno sì che comunque a perdere non ci stia mai nessuno, anche se, come abbiamo già detto più di una volta, sono partite in cui gli allenatori guardano
a tutto fuorché il risultato, però poi alla fine quando si è in pista il risultato c'è e quindi ci si tiene, diciamo così, per usare un termine un po' colloquiale. Quindi è sicuramente una partita che si preannuncia importante anche sulla breve distanza, come è in questo caso, i 2 tempi da 15 minuti effettivi. Siamo con 30 minuti di ritardo sul calendario originario, anche perché probabilmente la modifica da tempo unico a 2 tempi avrebbe richiesto un maggior distanziamento fra le partite, perché è chiaro che in un'ora 2 tempi di 15 minuti di intervallo nel mezzo, poi addirittura nella prima ci sono stati anche i rigori, è chiaro che era un po' difficile da mantenere. Comunque l'importante è che siamo a questa partita che assegnerà il trofeo. Tanto vediamo le 2 formazioni a colloquio con gli allenatori. Come da rito arriverà l'urlo dei rosso-blu, vediamo se c'è una qualche scaramanzia per parte bianca-azzurra, bianco-celeste. Eccoci qua, rosso-blu che in realtà giocano con una casacca uguale a quella con cui hanno giocato la prima gara, e vediamo adesso i quintetti che andranno a iniziare la partita. Quintetto inedito per il Forte Armi rispetto alla gara precedente, con Ambrosio, Compagno, se non vado errato, esatto, Galbas e Pignazar. Dall'altra parte abbiamo Montigel. Sono cambiati dei numeri, sì, perché Montigel era 13. Questo con il 15 è Francesco Banini, Fede Pagnini e ancora Davide Banini, ovviamente Barozzi in porta. Davide Banini e Federico Pagnini sono i 2 che hanno lo stesso numero di prima. Tutto pronto con gli ospiti, in questo caso il Follonica alla battuta. 15 minuti di questo primo tempo che iniziano con il tentativo di percussione subito dei fratelli Pagnini per Francesco Banini. Ancora la sfera però è recuperata, attenzione Cisco e Pignazar per Fede Ambrosio che va alla conclusione, che passa al lato, Galbas il più veloce, martellato fra 3 avversari, guadagna il primo fallo di squadra. Punizione già battuta di Pignazar per Compagno, dall'altra parte per Ambrosio. Di Pignazar ancora, si ferma, aspetta il piazzamento, la dà a fonda per Checco Compagno, ancora Pignazar, tentativo in profondità, Ambrosio deve lottare fra 2 avversari alla balaustra, l'arbitro decide per l'ingaggio, dunque sfera contesa fra Montigel e Ambrosio, schizza lontana, la recupera Galbas per i suoi, la porta in avanti, non abbastanza in fretta, dice l'arbitro, c'è il fallo dei 5 secondi. Galbas era convinto che il tocco fosse stato di un avversario. Ancora un minimo di discussione, ma comunque niente di che. Si riprende a giocare con la sfera per Banini, da questi a Fede Pagnini, per Davide Banini, all'indietro per Montigel che la cambia, Francesco Banini attaccato da Galbas, dietro porta, ancora lui, Galbas che non gli dà tregua, poi il tentativo di Francesco, niente da fare, che Checco Compagno, schiacciato alla balaustra da Federico Pagnini. La punizione, 2 falli per il Follonica, 0-0 risultato. Ancora Galbas in possesso di sfera, tentativo però intercettato da Montigel che poi finisce a terra, e l'arbitro decide per il blu a Pignazar. Ci farebbe piacere rivederlo perché mi pare insomma
Allora, no, è inutile far polemiche anche perché è un amichevole, però insomma non sembrava neanche mi sembra che abbia fatto tutto da solo, anzi forse se fallo c'era. No, niente, vediamo il tiro diretto, intanto che dalla regia cercano di recuperare lo vedremo poi, ma insomma io non ho visto un fallo, non solo un fallo, Bruno, ho visto proprio un fallo. Comunque di fatto Banini, il più grande dei Banini, contro Riccardo Ognata, 13-21. E il tiro è la trasformazione molto bene di Banini quando sono passati un primo e 34. Lo rivediamo. Banini fa 1-0 per il Follonica. Il Forte delle Marmi che riprende con Cinquini, il tiro passa al lato, la recupera proprio Davide Banini, la serve a Montigel, ha attaccato, la sfera rimane lì per Ambrosio, poi la lotta Checco Compagno, ma c'è Barozzi che esce dall'area di pertinenza e dunque la punizione in favore del Forte dei Marmi. C'è una distanza da rispettare. Battuta Galbas, dietro porta per Ambrosio, cerca di farsi vedere Cinquini, c'è però l'anticipo avversario, poi la trattenuta di Montigel, ma Galbas se ne libera. Galbas ancora largo, Compagno, il passaggio per il tentativo di spizzata di Ambrosio, Fede Pagnini per Davide Banini per Montigel che esce, ma c'è l'anticipo di Compagno, poi su di lui rinviene Fede Pagnini. Francesco Banini a ritroso, serve Compagno, il missile di Compagno si pianta sul pettorale di Barozzi in uscita. Ancora Francesco Pagnini, la butta lontana, ma c'è l'anticipo di Ambrosio che deve uscire dalla zona buia, lo fa servendo Compagno in fascia sinistra, il tentativo al centro, niente da fare, poi Compagno finisce a terra sulla spintonata di Monticel, terzo fallo a carico del Follonica. Ancora Compagno per Ambrosio, per Cinquini, l'accelerazione di Cinquini che poi la gira al centro, ma c'è Francesco Banini in possesso di sfera, cerca di andarsene, cerca un dribbling improbabile, la sfera riconquistata da Ambrosio che poi si libera dell'avversario molto bene. Ambrosio ancora cerca il passaggio al centro, capisce tutto Fede Pagnini e dunque il Follonica può tornare in avanti. Follonica che chiude, Giulio, molto bene gli spazi. Sì. C'è il fallo adesso a carico del Forte dei Marmi. Sì, chiude molto bene gli spazi, il Forte dei Marmi che è un po' rimasto scombussolato dal gol e è riuscito in alcuni momenti, come si è visto, a imporre il proprio pressing, però appunto il Follonica è molto bravo a riuscire a uscirne da questo pressing e quindi a proporsi avanti. Intanto si riparte con il Follonica in possesso di sfera, dall'altra parte Federico Pagnini, su di lui va Cinquini, Pagnini costretto a girare nuovamente all'indietro per Francesco Banini che serve il fratello Davide, allarga per Montigel, Montigel ancora attaccato, torna nel cerchio di centropista, allarga per Davide Banini, Davide Banini cerca un varco, poi va alla conclusione che passa al lato, suona la sirena, il tiro di Francesco Banini arriva dopo il fischio della sirena e l'arbitro assegna il fallo di squadra. Tanto Forte dei Marmi che torna avanti con Cinquini, da questi a Checco Compagno, Compagno ancora,
trova sponda su Fede Ambrosio, attaccato fra due, la sfera all'indietro per Galbas, l'accelerazione di Galbas che poi cerca il filtrante al centro, la palla contesa, c'è il fallo di squadra a carico del Follonica, è il quinto fallo. Battuta Galbas per Fede Ambrosio che da buona posizione sbaglia, poi la sfera è consegnata, ma c'è un Cinquini superlativo su Francesco Vanini, Cinquini per Ambrosio che poi ci prova la posizione defilata, niente da fare, fa buona guardia Barozzi, ancora attenzione Vanini che se ne va da solo, la mette dietro per Francesco Vanini che però la spara alta. Una buona azione del Follonica in contropiede, un po' imbambolato il Fortemarmi in questa occasione. Bertolucci si lamenta con l'arbitro che è stato ostacolato sulla racchetta un giocatore dei suoi. Tanto è Fede Pagnini, ricordo il risultato 1-0 del Follonica grazie al tiro diretto trasformato da Davide Panini. Ambrosio per Galbas per Cinquini, tanto si prepara Chicco Rossi, tentativo di tiro con deviazione da parte del Forte dei Marmi, poi la Sera che schizza lontana, Fede Pagnini che l'allarga per Davide Panini. Poi ci mette la stecca il portierone Riccardo Ognata, lotta Checco Compagno alla meglio, Compagno ancora l'allarga per Galbas per Compagno che ci prova dalla media distanza, la sfera recuperata però dal Follonica, attenzione l'anticipo di Cinquini provvidenziale, si lamenta per un colpo alla mano Francesco Vanini, poi il tiro e questa volta ci deve mettere del suo Barozzi, c'è il time out e presumibilmente i primi cambi da una parte e dall'altra. Sì, Giulio, è un buon Forte dei Marmi, ma il Follonica ha trovato subito le misure. Sì, ha trovato subito le misure, infatti rispetto al Grosseto nella prima partita il Forte dei Marmi ha qualche problema in più, fra l'altro questo modo che ha il Follonica di affrontare il Forte dei Marmi a volte ha costretto il rossoblù all'errore a causa appunto della marcatura stretta e quindi di un po' di precipitazione, e quindi è un time out chiesto da Sergio Silva, ma che sicuramente fa comodo anche Alessandro Bertolucci che deve registrare alcune cose nella sua squadra. Intanto scorre il time out, vediamo quelli che sono le squadre che stanno riprendendo posizione. Forte dei Marmi con Gil, Galbas, Rossi e Ipignazar, dall'altra parte abbiamo Maldini, Buralli e il duo Banini, Davide e Francesco. Dunque cambi su cambi, anche diciamo Giulio proprio esperimenti, perché insomma certo Forte Marmi ha cambiato 3 quarti, 2 quarti se l'è cambiato anche il Follonica, perciò insomma solitamente in partite importanti no, più che altro ne viene cambiato uno alla volta, no? Poi nel giro di una decina di minuti cambia tutta la formazione, ma non sempre, anzi meno frequentemente si operano i cambi multipli. Tanto è Gil per Galbas, il missile di Galbas diventa un passaggio e il gol di Chicco, Chicco Rossi ad una mano, marcatissimo, trattenuto, l'istinto eccolo qua, lo rivediamo, però è quello del puntero, la tocca quel tanto che basta
qua lo rivediamo ancora meglio e Molto fa bravo, 1-1. molto bravo veramente, che lo ripaga dei pali in sequenza colpiti col Grosseto, fra l'altro. Molto bravo, sono i suoi gol, comunque l'abbiamo detto fino alla noia, no? Che in area Rossi è implacabile. Intanto i Pignazar porta avanti Sfera, la dà all'indietro per Gil, il missile di Gil, il palo ancora di Gil. E se non mi ricordo male qualcosa aveva già colpito. Sì, col Grosseto. Dunque, nel primo tempo. Il palo di Gil, la sfera è per Galbas, che la gira a Rossi. Era veramente Gil. a portiere battuto, perché era dall'altra parte Barozzi, in questo caso. Sì, in questo caso sicuramente non ci sarebbe arrivato, era sul palo lontano, il palo preferito di Pedro Gil. Adesso vediamo quello che è la punizione in favore del Forte dei Marmi. Rossi, autore della rete del pari per Gil, per i Pignazar, supera 1-2, poi ci prova anche lui, questa volta è ben piazzato però Barozzi, e dunque Davide Banini può portare avanti Sfera per il tentativo di incursione di Maldini. Ancora Davide Banini in possesso di pallina, Gil a controllarlo, poi ci mette la stecca Riccardo Gnata all'ingresso in area, Sfera all'indietro, la riconquista il Forte dei Marmi con Gil per Chicco Rossi, che prova a ingannare Barozzi, ma difficile da fare. Attenzione il contropiede del Follonica con Buralli, attaccato vittoriosamente dai Pignazar. I Pignazar per Galbas, all'indietro per Rossi, per Gil al centro, ma buon intervento di Maldini. Poi la conclusione Murata. Ancora 5:21 dalla finalità. Gil, rimbalzo maligno, favorisce Buralli che se ne va in fascia sinistra. Attenzione al passaggio al centro provvidenziale, il tocco di Pignazar, ma poi rinviene su di lui Davide Banini. Ancora Follonica in avanti, sfera per Francesco Banini, per Davide, tentativo di blocco in area, ma la sfera corre per linee esterne. Davide Banini, filtrante, non riesce nel passaggio di ritorno, lo fa in questo momento Maldini, ma Banini entra in possesso di sfera, ma una sfera sporca. Poi c'è il fallo di Pignazar, il getto di stizza di Davide Banini richiamato dall'arbitro, che gli va a dire probabilmente che non vuol vedere una volta fischiato. 4:17, fuori Galbas e dentro Fede Ambrosio, perciò un passo avanti Fede, un passo indietro Gil, immagino, anche perché Gil potrebbe tranquillamente fare il libero in una squadra di calcio. La palla è per il numero 8 Capiddu, c'è l'ingaggio. Intanto dentro Monticello e fuori Francesco Banini, Capiddu, Buralli e Maldini. Dunque tre giovani, e per quanto riguarda ovviamente la Serie 1 è un Monticello a far da chioccia, Monticello che la spara fuori dal rettangolo di gioco per evitare il fallo di 5 secondi. A 3:58, 1-1 il risultato, 6 falli Follonica, 2 Forte dei Marmi. Bisogna posizionare la sfera sul vertice. Rossi e Ambrosio
Ambrosio per i Pignazar, da questi a Gil che la mette al centro, poi fa buona guardia Monticelli che cerca un compagno per lo scarico, lo trova in Maldini, all'indietro per Capiddu, per Buralli, Fede Ambrosio su di lui, in seconda battuta è Chicco Rossi, gli porta la sfera, serve Gil che manda a vuoto Monticelli, mantiene il possesso, poi rimbalzo di qui, rimbalzo di là, ne esce Maldini per Buralli che fa la conclusione, si immola Gil, poi Ignata, ancora Gil in possesso di pallina per il tentativo di prima attenzione di Chicco Rossi, buona difesa del portiere, lotta la sponda Rossi, poi subentra un altro bianco-azzurro e poi Monticelli ne esce bene. Ancora Monticelli dietro porta per Maldini, poi c'è la stecca di Ignata, è fuori dall'area di pertinenza e vediamo che gli allenatori danno istruzioni, soprattutto Silva guida i suoi giovani come se avesse un joystick in mano, gli dica tutte le posizioni del campo da trovare, Giulio. Sì, proprio così. Ma del resto insomma avere un mostro sacro dell'hockey come Sergio Silva in panchina insomma è una fortuna per chi ce l'ha. Tanto c'è un fallo fischiato contro il Follonica e Ambrosio che, se non mi sbaglio, ha colpito, ha sfiorato il palo. Il palo di Ambrosio quando mancano 2,26. Stavolta è meno clamoroso, un palo esterno, Barozzi era appostato, però comunque il rumore si è sentito. Intanto tentativo ancora di giocata da parte di Checco Compagno che poi ci prova ancora, niente da fare, un buon Barozzi in questa doppia conclusione di Compagno, tiene a galla il Follonica, ma come del resto ha fatto poc'anzi Riccardo Ignata per il Centro Porsche Firenze. Ricordo 1-1 il risultato, Compagno che va a disturbare Maldini, costretto a girare sfera all'indietro per Buralli nel cerchio di centropista, da questi a Monticelli, Buralli ancora in orizzontale, Buralli cerca il varco, si posiziona al centro dell'area ma è sporcata la sfera, la riconquista Compagno per Gil che poi la va a piazzare, ma ancora una buona fase difensiva del Follonica che poi arriva fin dall'altra parte, si chiudono le maglie difensive del rosso-blu e dunque niente di fatto. Capiddu, 66 secondi, è insuperabile il nostro Cisco Pignazar. Silva chiede la sfera alta, poi attenzione che Capiddu soffia una palla importante, poi si libera, finisce a terra, troppo plateale il tuffo perché possa boccare l'arbitro, scusate. C'è adesso però Maldini che va a intercettare la sfera, attenzione a Fede Ambrosio, ancora un fil di palo per lui, due occasionissime per il rosso-blu nell'arco di 10 secondi. Gil il tiro, sfera alta, la punizione in favore, Gil chiede la deviazione avversaria, l'arbitro non è di questo avviso. A 26 secondi sul risultato di 1-1 torna avanti il Follonica con Monticelli che può usufruire di questa punizione. Fortunati che negli ultimi minuti ha stretto un po' il ritmo, anche se poi deve stare attento perché il Follonica comunque occasioni sulle ripartenze ce l'ha avute. Intanto il tentativo, ma è ben piazzato Compagno, serve per i Pignazar ancora, i Pignazar per Ambrosio, per Gil, due su di lui, ancora Ambrosio che la porta via per il tentativo di passaggio che non riesce. Si chiude dunque il primo tempo sul risultato di 1-1. Il falli di squadra, 2 a carico del Forte Armi, a quota 7 il
Follonica l'opposto che quella col Grosseto, dove ha fatto molti più falli il Forte dei Marmi. il Follonica passa sul tiro diretto dopo un primo e 34, gol di Banini su un fischio contestatissimo alla panchina rossoblù, poi il bel gol di Rossi in giravolta, e questo è quanto per il primo tempo. Giulio? Sì, primo tempo comunque equilibrato, ancora tutto ovviamente, come diciamo sempre, al di là del risultato è una partita tutta da decidere. Inverside all'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Inverside all'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione.
Bene, torniamo in diretta dal Palahockey di Forte dei Marmi per questo secondo tempo fra Centro Porsche Firenze e Hockey Versilia Forte dei Marmi e il Galileo Follonica. Forte dei Marmi già schierato con Riccardo Gnata, Galbas e Pignazar, Compagno e Federico Ambrosio, dall'altra parte Barozzi, Fede Pagnini, Davide e Francesco Banini. Il quarto non è ancora iniziato perché Centro Porsche e Follonica sull'1-1 e torna sempre più stretto il tempo, ma sicuramente sempre più gara vera. Eh sì, no, anche perché è tutto ovviamente in ballo, lo sarebbe stata anche se una delle due fosse stata in vantaggio, a maggior ragione in parità per come si è svolto il primo tempo, quindi aspettiamoci un secondo tempo giocato su ritmi elevati, nonostante che insomma siamo all'ultimo segmento di questo torneo. Intanto la sfera all'indietro per Galbas che si allarga, cerca un compagno per la deviazione, c'è però l'anticipo di Barozzi sulla stecca di Fede Ambrosio e dall'altra parte Pagnini la cambia per Montigel che la fa correre per Davide Banini. Davide incrocia, arretratissimo il fratello Francesco. Intanto è Montigel alla cerca di un compagno, poi tenta il tiro, ma è ancora il guantone di Riccardo Gnata che consente al Follonica di giocare i prossimi 45 secondi. Fede Pagnini dietro porta per Davide Banini. Davide Banini ancora aspetta un compagno per lo scarico, poi ne esce da solo, cerca il tiro ma è un filtrante senza nessun problema. Riccardo Gnata, riparte Compagno in fascia sinistra, Compagno dietro porta per il tentativo e la martellata di Pignazar, una martellata dopo un primo e 36 della ripresa. È Cisco che porta avanti il rosso-blu. Ecco il replay, il passaggio da dietro porta, non c'è Compagno, c'è il Pignazar da dietro, ecco qua si vede bene, eccolo qua, il Compagno che non riesce e la fucilata di Pignazar. Adesso c'è un contatto fra Barozzi e Compagno che in un campionato in finale sarebbero valsi urla e strepiti. L'arbitro dice che si può proseguire, Compagno sarà liberato molto bene, Barozzi va a interdire. Attenzione, Francesco Banini per Fede Pagnini, Pagnini per Davide che ci prova sul palo lontano, poi si chiude la difesa, mantiene sfera Davide ma costretto a girarla ancora all'indietro, poi fa tutto da solo, l'appoggio è per il fratello Francesco. Per Montigel, ancora per Davide, poi c'è il Pignazar che fa il suo, porta via sfera, riceve ancora, credo sia la prima rete di Pignazar con la maglia rosso-blu. Fede Ambrosio all'indietro per Galbas, la martellata, il tentativo di deviazione che non riesce, dunque i maremani che tornano avanti, attenzione al tiro sotto misura, niente da fare, poi ancora il Pignazar che ci mette la stecca. Una buona trama quella del Follonica con Montigel che lotta alla meglio su Fede Ambrosio.
Adesso è Francesco Panini, l'appoggio per Pagnini, lotta con Galbas, sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco, l'arbitro dice che la punizione è in favore del Forte dei Marmi. Fuori di Pignazar e fuori Ambrosio, dentro Rossi e Cinquini. Intanto Barozzi chiede di andare ad asciugare la maschera. Non ci sono cambi invece nelle fila del Follonica, Forte dei Marmi che ha trovato anche una fase difensiva importante adesso, Giulio. Sì, anche se comunque il Follonica è sempre pericoloso, anche perché poi in certi momenti sono alcune sbavature che sono anche dovute proprio alla bravura del Follonica, che quando attacca spinge parecchio e quindi magari mette un po' in affanno in certi momenti, però in effetti il Forte dei Marmi credo che forse abbia rischiato meno che con il Grosseto nella fase diciamo in cui la partita con il Grosseto è stata equilibrata. Tanto si riprende a giocare con Galbas in possesso di sfera, un Galbas inesauribile veramente, mister Bertolucci che dà le istruzioni ai suoi. La sfera all'indietro per Cinquini, esce alla zona buia Cinquini, serpentina dietro porta con l'aiuto della sponda, poi però riesce a portare via sfera ma commettendo fallo. Punizione, il terzo fallo di squadra a carico del rosso-blu. Davide Panini per Francesco Panini, attaccato, finisce a terra e ancora un fallo rosso-blu. Si porta a quota 4, ancora 6 da spendere negli ultimi 11 minuti per il Forte dei Marmi, un po' meno per il Follonica che è a quota 7. Francesco Panini per Federico Pagnini, Davide per Francesco, Montigel, Davide Panini, ancora gira largo il Follonica, Riccardo Gnata c'è, poi la trattenuta vistosissima della stecca di Cinquini da parte di Francesco Panini. Cinquini gli aveva portato via sfera, adesso è Chicco Rossi che deve lottare, succede un po' di tutto. Attenzione a Fede Pagnini che poi sbaglia tutto, la sfera è ancora per il rosso-blu. È stato un buon momento, un buon minuto del Follonica e adesso il Forte Marmi torna in avanti con Compagno per Cinquini che prova la martellata, ma attenzione, 2 contro 1, Davide Panini per il tentativo ma Riccardo Gnata ferma tutto. Adesso si lotta nell'angolo dove non riusciamo a vedere più di tanto, c'è il fallo di Cinquini, dice l'arbitro, il time out chiesto da Bertolucci che richiamerà ovviamente i suoi all'ordine. Sì, era abbastanza arrabbiato negli ultimi istanti, anche perché in questa fase il Follonica è stato molto bravo e il Forte Marmi ha concesso un po' troppo spazio per quelle che sono le sue caratteristiche di gioco e per quello che abbiamo visto fino ad ora. Ha concesso un po' troppo spazio in avanti al Follonica, che è stato bravo a prenderselo peraltro. Sì, un Follonica che ha giocato molto aperto, molto largo sulla marcatura del rosso-blu, andando a scaricare sfera alla prima occasione senza portarla, e ha costituito anche un paio di ottime sfere davanti a Riccardo Gnata che proprio nell'ultima ci ha messo del suo per impedire il pari. Ricordo il risultato è di 2-1, segna nel primo tempo Banini su tiro diretto, poi Rossi in giravolta una mano marcatissimo, riesce comunque a trovare la spizzata giusta, palo di Gil, palo di Ambrosio e poi nel secondo tempo Cisco Pignazar fa 2-1 e adesso quando mancano 9:34 il risultato più che mai in bilico con il Forte dei Marmi a quota 5 per quanto riguarda i falli di squadra e il Follonica a quota 7 e probabilmente in questi ultimi 9:34 anche
i falli avranno il loro peso. Monticelli che finisce a terra, l'arbitro dice che non c'è contatto, i Pignazar per Gil per Chicco Rossi, per Gil ancora, la trattenuta su Rossi, l'arbitro dice che non c'è fallo. No, credo abbia fischiato solo per rimettere a posto la porta. Sì, non ha fischiato niente, ha soltanto il fatto che la porta è stata portata a spasso. Si riprenderà dunque con la punizione Buralli e Francesco Banini sulla sfera. In avanti c'è Montigel e Bonarelli, risponde il fatto armi con Gil, Rossi, i Pignazar e Cinquini. Un Cinquini che partita dopo partita diventa sempre più solido per quanto riguarda la fase difensiva, ma anche molto propositivo in avanti. Sì, del resto anche nella scorsa stagione ha fatto reti molto pesanti e prestazioni di altissimo livello, che poi gli sono valsi la conferma. L'arrivo in nazionale, insomma. Certo. Adesso ci prova un po' a sorpresa i Pignazar, riceve ancora da Rossi, da questi a Gil, la percussione di Gil per Cinquini, tentativo di Cinquini, Bonarelli in anticipo, Montigel per Banini, da questi a Francesco Banini, ancora Francesco Banini, dietro porta c'è Davide che riceve, cerca di aprire un varco Bonarelli, il cambio, poi c'è però l'anticipo di Cilma, la sfera rimane a metà strada e dunque il tentativo fuori misura, poi è Monticel, ma si chiudono le difese rossoblu, non gli consentono il tiro, ma un Follonica che trova i varchi, tentativo poi di Francesco Banini che sbaglia tutto, la recupera Gil che va in avanti, fa partire una martellata ma è deviata, dunque 3 contro 2, attenzione, Monticel rallenta l'azione, dunque Bonarelli per Buralli, attaccato per il tentativo ancora di Bonarelli, niente da fare, ne esce Gil, posizione defilata al centro per Chicco Rossi che tenta un alza e schiaccia, scappa la sfera, è solo un'alza, non riesce a schiacciare, sfera alta, la punizione in favore del Follonica che intanto fa uscire per il riposo Francesco Banini, mette dentro Capiddu, Monticel per Capiddu, in profondità per Bonarelli, cerca di stringere Capiddu ancora, poi Gil spezza la trama offensiva, Gil ancora, i Pignazar all'indietro per Gil che finta il tiro, supera un avversario, si ritrova all'angolo, gira ancora sfera all'indietro, percussione rossoblu, intanto è Bertolucci che chiama il time out, attenzione a Capiddu, tentativo di Capiddu è flebile, è un tiro lento, c'è dunque Cinquini, sfrutta il velo, poi Gil si intromette, si gira, va alla conclusione in maniera molto intelligente, si era allargato per aprire il varco ma Barozzi è portiere importante e lo dimostra. Buralli adesso attaccato, sono passati 17 secondi, l'arbitro non fischia, la pallina adesso è per il Forte Dami, ancora con il gol di Cinquini che si improvvisa super bomber, incursione da sinistra di Cinquini, dobbiamo rivederla perché
azione bellissima, Gil per Cinquini e la mette alla sotto il corpo, un gol alla compagno. 3-1 Cinquini. Ma del resto, quando parlavi di Cinquini prima, ripensavo che se il Forte dei Marmi nel campionato scorso è arrivato in finale, lo deve anche agli straordinari playoff che hanno giocato Rossi e Cinquini, che veramente sono stati importantissimi in una squadra che aveva ritrovato certamente il suo equilibrio, però le reti di Rossi e le reti, ma anche la propulsione di Cinquini sono state determinanti per portare la formazione allora di Mirko De Gerone alla finale con quella allora di Alessandro Bertolucci. Senza ombra di dubbio un Cinquini che abbiamo visto anche nelle altre gare precampionato, insomma, riesce a farsi trovare puntuali, perché poi sembra una crescita importante, perché oltre a trovare una solidità difensiva importante, un tiro che è diventato un tiro alla Motaran, mi sentirei di dire, veramente una martellata incredibile dove si può segnare o trovare la spezzata avversaria, ma anche la parte propositiva là davanti abbiamo visto proprio adesso, insomma, ingannare sotto il corpo uno come Barozzi non è cosa per tutti. Ma infatti proprio la similitudine con Motaran è legata a quello, il tiro forte, il fatto che sono due giocatori prestanti fisicamente, ma tutti e due riescono ad andare in gol con azioni pregevoli, perché Motaran, nonostante il fisico, ha fatto delle reti straordinarie, io lo ricordo sia nel centro giovani che nel Forte dei Marmi e tuttora nel Valdagno nella scorsa stagione. Motaran capitano, mi pare, se non vado errato, quest'anno del Valdagno, che l'anno scorso ha tenuto a galla spesso il Valdagno. Comunque torniamo a noi con Fede Ambrosio per Galbas, e questa è la cosa che mi fa più impressione del Forte dei Marmi, cioè è uscito Epignazar ed è uscito Chicco Rossi, è entrato insomma Galbas e Fede Ambrosio. Cioè è una caratteristica che probabilmente si farà sentire nel campionato, Giulio. Sicuramente, perché poi dopo, quando si arriverà a partite che dureranno 50 minuti non 30 come queste, avere 8 giocatori di movimento tutti in grado di dare il loro contributo e di essere risolutivi, è chiaro che poi pesa, cioè anche rispetto a squadre che hanno un ottimo quintetto, tipo per esempio il Vercelli e altre, ecco. Alla fine poi io credo che quando Alessandro Bertolucci parla di squadre equilibrate non a caso si riferisce al Sarzana, al Follonica, allo stesso Grosseto, perché sono squadre che hanno 8 giocatori tutti di un certo livello. Ovviamente non sono chiaramente come il Barcellona o altre formazioni iberiche, però sono 8 giocatori che possono scambiarsi mantenendo il ritmo elevato. Intanto il Forte Marmi che recupera la sfera con, indovinate chi, Joan Galbas che adesso la manovra per Gil, per Galbas ancora, 4-10, 3-1 il risultato, 6 falli rossoblu, a quota 8 il Follonica. Galbas in possesso di sfera, tenta un alza e schiaccia, ma da quella posizione è improbabile, sfera alta, la punizione in favore del Follonica. Intanto torna in pista Epignazar, autore del vantaggio nel secondo tempo, il 2-1 che ha consentito al Forte Marmi di mettere il naso avanti. Il cambio del portiere, dentro il portiere Maggi e esce Barozzi. Vediamo se la stessa mossa sarà fatta anche dal Forte dei Marmi oppure no. Al momento non mi pare che abbia intenzione di fare questo mister Bertolucci. Ancora la manovra per Fede Pagnini, per Bonarelli, dall'altra parte è Davide Banini, per Fede Pagnini, Davide Banini ancora, la conclusione, la smanacciata diventa un contropiede per Fede Ambrosio, per il tentativo ancora di Federico che non riesce a trovare il gol.
2,58 Federico Pagnini per Davide Banini. Cabiddu la dà all'indietro per Checco Compagno, subentrato a Gil. Dunque 2,26 alla fine, Compagno in possesso di sfera, ancora Compagno, sfera all'indietro per Galbas, per Compagno ancora, di Pignazar adesso quando mancano 123 secondi, il fallo di Ambrosio su Cabiddu, vale il 7° fallo a carico del Forte dei Marmi. 5 ne ha commessi il Forte dei Marmi nella ripresa, soltanto uno si è riavvicinato parecchio, sì. Il Follonica. Davide Banini dietro porta, lo scarica però controllato dal rossoblu, poi il rimbalzo favorisce Cabiddu ma solo momentaneamente. Pignazar, Galbas, Pignazar, Compagno, il tentativo di spizzata di Fede Ambrosio che finisce fuori dal rettangolo di gioco, dentro Francesco Banini quando mancano oramai 79 secondi alla fine. Attenzione Davide Banini, attaccato, ci prova ad una mano, niente da fare. Galbas va a districare una matassa un po' intricata là davanti a Riccardo Gnata, si prende tutto il tempo del mondo adesso i Pignazar. Il cronometro corre con i decimi, perciò siamo nell'ultimo minuto. Luce rossa con Francesco Banini per Fede Pagnini, in orizzontale per Bonarelli, attaccato ma fallosamente, 8° fallo da parte del rossoblu, parità, pari falli, ma il Forte Marmi è avanti 3-1 dopo il vantaggio di Banini. Pareggio di Rossi, mette il naso avanti con Cisco e Pignazar e poi Cinquini fa 3-1. Tutto pronto, battuta in questo momento, tentativo che non riesce di percussione del Follonica, che mantiene comunque il possesso di sfera, con Davide Banini per Francesco Banini, per Davide, il velo, Compagno l'allarga per i Pignazar per Federico Pagnini. Sono oramai 14 secondi, può cambiare numericamente ma non cambia più il risultato, con il Forte dei Marmi che con Fede Ambrosio si fermano tutti. Il saluto di Federico Pagnini a suggellare che il Forte dei Marmi vince il trofeo e soprattutto la superiorità in questa occasione chiaramente del Forte dei Marmi sul Follonica. Sì, un percorso netto del Forte dei Marmi in questo precampionato, perché ha chiuso vittoriosamente anche questo torneo come il precedente, la prima amichevole. Quindi un Forte dei Marmi che fa valere, diciamo così, la sua solidità, soprattutto in certi momenti. A me è piaciuto anche nei momenti in cui non doveva necessariamente attaccare a testa bassa, come per esempio nei minuti finali, ha saputo gestire molto bene. Chiaramente fra una settimana si fa sul serio, comincia il campionato con la trasferta a Breganze, ora ci sono le premiazioni, vedremo, sarà sicuramente una stagione molto molto interessante da vedere per una Serie A1 che affronta il 101esimo anno di vita. Grazie e buona serata. Bene, ti ringrazio, un grazie all'amico Giulio per il commento, un grazie va naturalmente all'amico Nardini per le riprese della parte tecnica, a Simone Polacci, Rede Bottoni per la regia, e ovviamente adesso attendiamo la premiazione, aspettiamo le squadre in pista. Chiaramente Follonica e Forte dei Marmi sono là, classifica che vede il Forte dei Marmi primo con 6 punti, il Follonica secondo con 3 punti, no, 2 punti perché ha vinto a rigori, e il Grosseto ultimo
con un punto, è stato un regolamento un po' folle, ma insomma intanto che aspettiamo la preparazione vediamo il presidente Piero Tosi a centropista. È stato un torneo, come dicono, un torneo veloce, nel senso che si giocano partite da 30 minuti, un torneo che ovviamente serviva agli allenatori per provare le ultime soluzioni. Abbiamo visto la mancanza di molti giocatori, il Forte dei Marmi ha dovuto fare a meno, ma in maniera precauzionale, di Torner, il Grosseto di 2 pezzi da 90 come De Oro e Rodriguez, ma mancava Pagnini nel Follonica, perciò insomma vediamo adesso, sentiamo lo speaker. Cioè Edil Fox Grosseta al terzo posto, il capitano Saavedra a ritirare la targa di ringraziamento per aver partecipato a questo trofeo. Squadra importante quella del Grosseto, al secondo posto è il Follonica, Galileo Follonica dunque, che può con Federico Pagnini riceve il premio dalle mani del presidente Piero Tosi. La foto al trofeo, presidente e capitano, in questo caso tutta la squadra, e poi adesso si va al primo posto, percorso netto in questo pre-session da parte del Forte dei Marmi, Forte dei Marmi che in tutte le amichevoli precampionato ha sempre vinto. Punteggio pieno per la formazione del Centro Porsche Firenze, Versilia Hockey Forte dei Marmi. È il capitano Riccardo Ognata che va a ricevere la coppa, il trofeo, da parte del presidente Piero Tosi. Squadra schierata per la foto di rito. Dunque foto di rito con tutto lo staff per quanto riguarda il Forte dei Marmi, che vediamo qua schierato in video, presidente, la squadra e poi i preparatori tecnici e tutti quelli che collaborano, l'allenatore Mirko Bertolucci. Un grazie da parte dell'organizzazione anche al comune di Forte dei Marmi per il patrocinio. E dunque da parte di Fabrizio Ercolini è tutto, noi la chiudiamo qua, ci sentiamo fra 2 settimane per la prima gara interna fra Forte dei Marmi e Bassano, se non vado errato. Dunque subito gara importante, da parte di Fabrizio Ercolini è tutto, la buonanotte a tutti voi, olè.